Apriamo la seduta del Consiglio Comunale di venerdì 27 novembre. Anche questa sera abbiamo ritenuto ragionevole fare l'assemblea a porte chiuse a causa dell'emergenza del coronavirus. Verranno comunque garantite l'adozione delle misure atte a garantire il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale tramite la trasmissione video e in streaming internet della Tenda TV. Passo la parola per l'appello del segretario. Prego, segretario. Miatto Antonio, Balliana Mirella, Casagrande Andrea, Daregian Antonio, arriverà, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, arriva, Denardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rossetto Mario, Salezza Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto e Varaschin Gianni. Abbiamo 2 assenti. Bene, nominiamo ora gli scrutatori. Pagotto Alberto, Gomiero Maurizio, Mirella Balliana. Grazie. Allora, se ci sono comunicazioni del sindaco o della giunta. Prego, sindaco. Do come sempre gli ultimi dati, sono di qualche ora fa. Continua un leggerissimo calo nei numeri dei nostri positivi che sono scesi a 204. I nostri ricoverati sono sempre andati da 4 a 6, adesso erano 5 oggi, 113 le persone in quarantena, prudenzialmente a casa, segnalate in quarantena. Diciamo che non abbiamo mai superato lo 0,8% di positivi sulla popolazione. A Treviso siamo in media sull'1,4, 1,5, quindi la situazione, e io parlo sempre esclusivamente di Vittorio perché sono quelli i numeri precisi che ho, non è male, ecco, diciamo così. Continuiamo a essere prudenti, grazie. Bene, faccio una comunicazione. Prima nella conferenza dei capigruppo è stato deciso di portare il punto 4, cioè la variante urbanistica, ad inizio del Consiglio Comunale per permettere un rientro della dirigente del servizio tecnico, l'ingegner Curti, a casa, ad un'ora decente. Quindi possiamo aprire i lavori, quindi partiamo con la proposta di delibera numero 4, variante urbanistica numero 66/2020, variante verde, ai sensi della legge regionale numero 4/2015, adozione ai sensi dell'articolo 50, comma 6 della legge regionale 61/1986. Prego, ingegnere. Buonasera, scusate, no, niente. Di solito basta una, ma vediamo. Si vede? Perché sì, circa. Bene. Allora, questa sera portiamo in adozione la variante numero 66, cosiddetta variante verde. La variante nasce dalla legge regionale 4 del 2015 che all'articolo 7 prevedeva la possibilità che i comuni annualmente facessero un avviso pubblico di modo che i cittadini che avevano aree edificabili per i quali non intendevano dar corso all'edificazione potessero chiedere la trasformazione, cioè potessero rinunciare all'edificabilità di queste aree. Pertanto a febbraio di quest'anno abbiamo pubblicato l'avviso, che è stato pubblicato per 30 giorni. Nei 60 giorni successivi abbiamo ricevuto 7 istanze. Dopo i termini ne sono pervenute altre 4 che è stato valutato di prendere comunque in considerazione.
Adesso nella planimetria che vedete, abbiamo le prime due planimetrie che vi mostro, abbiamo cartografato la posizione delle istanze che ci sono pervenute. I numeri che vedete sono relativi al numero d'ordine con cui sono arrivate le istanze. Quindi in questa planimetria vediamo, mi pare, l'1, il 3 e il 5, e poi nella successiva la posizione delle ulteriori 8 istanze. E con il colore verde abbiamo evidenziato le istanze per le quali l'istruttoria tecnica è favorevole all'accoglimento, con il colore rosso le istanze per le quali l'istruttoria tecnica invece non è favorevole all'accoglimento. Partiamo dalla prima istanza, quindi, dove ci viene chiesto di trasformare un'area C2 in zona di verde di rispetto tutelato. Vediamo se riesco. Allora, qui vedete perimetrato con il giallo tutta la zona C2, dopodiché questa è la parte per cui viene richiesta la trasformazione in verde di rispetto. Come vedete, rispetto a tutta l'area, questa zona è inferiore, quindi non comprende tutta la C2, e quindi accettare la trasformazione di questa porzione in verde di rispetto tutelato significherebbe impedire la realizzazione della restante parte della zona C2, quindi di fatto andrebbe a togliere l'edificabilità di fatto, ma non sotto il profilo urbanistico, ai proprietari delle altre aree. E per questo motivo, quindi, la proposta dell'ufficio, l'istruttoria tecnica, è contraria all'accoglimento. Scusa. Sì? Eccoci qua. Scusate un attimo, sì. L'area è... Ah no, non si vede. Io lo vedo a video, scusatemi. L'area è questa qua, quella che ci interessa. In questa seconda slide abbiamo cartografato assieme due istanze perché ricadono nella stessa zona, sono rispettivamente la istanza numero 2 e la istanza numero 7. La istanza numero 2 riguarda due aree che sono, scusate, questa più grande e poi quest'altra piccolina qua. Per l'istanza numero 2 si propone parere contrario. Loro chiedevano la trasformazione, in questo caso, da zona F a zona agricola. Il motivo per cui l'ufficio ha ritenuto non accoglibile l'istanza, anzi i motivi sono più di uno. Innanzitutto, all'interno del perimetro dei centri abitati, la trasformazione di una zona, sia essa edificabile, sia essa a servizi, in zona agricola, sembrava un attimino una contraddizione dei termini, appunto perché all'interno del centro abitato. In secondo luogo, la porzione più grande di zona F, quella che vedete, è già non edificabile perché è una zona F che per il nostro piano regolatore è una zona destinata a impianti sportivi ma non edificabile, quindi non è prevista la creazione di volumetria e pertanto andare a dire che si toglie l'edificabilità a una zona non edificabile non aveva molto senso. Per la restante invece zona F era edificabile, vedete c'è un simbolo diverso, qui abbiamo questo triangolo vuoto che significa non edificabile, da questa parte invece significa una zona F, quindi per aree sempre a verde, attrezzature sportive per il tempo libero, però edificabile. In questo caso comunque lo stralcio di questa zona F all'interno del centro abitato per trasformare in zona agricola è un controsenso urbanistico. Per l'istanza numero 7 valgono i ragionamenti già fatti e anche qui comunque siamo in una zona F non edificabile, quindi non si può togliere edificabilità. Procedendo, istanza numero 3. L'istanza numero 3 è la richiesta di trasformare una zona C1
in zona agricola. Qui l'abbiamo accolta, o meglio proponiamo parere favorevole, perché se voi vedete questa zona, questa parte di cui ci viene chiesto di togliere l'edificabilità è una parte marginale di tutta una zona C1, peraltro già edificata. Inoltre, a differenza della zona della prima che abbiamo visto, mentre la C2 presuppone un piano urbanistico attuativo, quindi tutti quelli che sono all'interno della C2 devono mettersi insieme e se qualcuno si toglie diventa inedificabile il resto, la C1 è a intervento diretto e pertanto lo stralcio di una parte di C1 nel momento in cui ha un senso urbanistico non crea danni agli altri confinanti. Di fatto questa C1 è al limite della zona e quindi, come vedete qua, è stata eliminata ed è diventata, la proposta è che diventi zona agricola. E questa era l'istanza numero 3. Istanza numero 4, anche qui c'è la richiesta di trasformazione di una zona C1 in zona verde di rispetto tutelato e qua la proposta invece, diversamente da prima, è di respingerla perché le limitate dimensioni di questa porzione di terreno è di 390 metri quadri, fanno sì che da un lato non abbia senso creare una zona ad hoc di verde di rispetto tutelato perché sarebbe obiettivamente troppo piccola come superficie per definirla una zona. In secondo luogo, comunque in questo caso, proprio perché è minore anche di quello che può essere un lotto minimo, il fatto di toglierla dalla C1 rende inedificabile questa, scusatemi, che dimentico sempre che non vedete quello che io vedo col mouse, rende inedificabile il resto, questa piccola porzione è questa. Dopodiché è chiaro che probabilmente si tratta di proprietari diversi, ma come sapete tutti, quando si fa un piano regolatore non si dovrebbero guardare le proprietà e quindi qua era stata individuata questa che è praticamente di fatto un lotto, toglierne mezzo è un po' un non senso. E quindi siamo all'istanza numero 4. Istanza numero 5, anche qua abbiamo una richiesta di togliere l'edificabilità a una C1 e di portarla a zona agricola. Anche qua, come nella precedente, la cui proposta era di accoglimento, siamo ai limiti di una C1 e confinanti con la zona agricola e quindi la proposta è di accoglimento e di trasformarla in zona agricola. Istanza numero 6. L'istanza numero 6 riguarda la trasformazione di questa porzione di zona B in zona a verde di rispetto tutelato. Anche qui la proposta è di non accoglierla in quanto una porzione così ridotta di territorio non ha senso come zona a sé stante. Istanza numero 8, c'è la richiesta di trasformare questa zona F, sempre in zona di verde rispetto tutelato, oltre a questa fettina minuscola di zona C. Il problema è che questa zona F, come vi dicevo prima, è di per sé edificabile. Nelle zone F di questo tipo potrebbero intervenire anche in privati. Nel momento in cui dovessimo eliminare questa porzione, avremo questa risulta che di fatto perde qualsiasi possibilità edificatoria. Quindi la proposta è di esprimere parere contrario come ufficio. Questa era il numero 8. Istanza numero 9. Qui abbiamo unito due istanze, la 9 e la 11. Ho perso questo. Eccoci qua.
Bene, si vede, quindi sono l'istanza numero 9 e l'istanza numero 11. Siamo in 2 zone C1 dove viene richiesta la trasformazione in verde di rispetto tutelato. Come vedete, entrambe le zone, una è a confine, una è a cavallo fra 2 fasce di verde di rispetto tutelato. Quindi si propone di accoglierla e il disegno finale è il seguente, quindi si è ampliata questa zona di verde e questa è diventata un'unica zona a verde di rispetto tutelato. Quindi queste erano la 9 e la 11. Rimane da vedere l'istanza numero 10. Nell'istanza numero 10 viene chiesto di trasformare una zona di 2 parcheggio in C1, in parte C1, scusate, in sempre verde di rispetto tutelato. Stiamo parlando di una superficie di oltre 4.000 metri quadri. In questo caso, siccome questa è tutta la zona D2, non so se riesco a farvela vedere, ecco, siccome questa D2 è già per metà edificata, togliere quest'altra parte non crea alcun danno alla parte dove di fatto c'è già l'edificazione e quindi si propone di accoglierla e di conseguenza il disegno diventerebbe il seguente. E con questo abbiamo visto tutte le richieste che sono, tutte le 11 richieste che sono pervenute e le proposte che ha fatto l'ufficio come istruttoria tecnica. Grazie, Ingegner Curti. Bene, possiamo aprire la discussione. Consigliere Dus, prego. Sì, innanzitutto buonasera. Prima una precisazione, chiedo all'ingegnere, ne avevamo discusso anche durante la commissione, se per caso era stata fatta la valutazione economica sul risparmio dell'IMU da parte degli 11 cittadini che hanno fatto questa richiesta. So che in alcuni casi è risparmio zero perché già ad oggi non pagano nulla, però come chiarimento, siccome in commissione si era detto che solo su alcune era stata fatta la valutazione, allora la chiederei per tutte. La seconda precisazione che le chiedo è riferita al fatto che sempre in commissione si era detto che una richiesta non era accoglibile dal punto di vista normativo. E le ribadisco qua in consiglio la stessa domanda che le ho fatto, e cioè come mai la portiamo lo stesso in consiglio se non è accoglibile dal punto di vista normativo, perché se il consiglio dovesse votare favorevolmente comunque la modifica non potrebbe essere attuata e quindi se non si può attuare stiamo qui a valutare qualcosa per nulla. Ecco, queste le prime due domande tecniche. Invece per quanto riguarda un ragionamento, questo dal punto di vista più politico, mi viene da dire, le proposte degli uffici sono delle proposte su una valutazione, giustamente, come si è detto, un'istruttoria tecnica che ha dato un parere favorevole o sfavorevole. E di 11 proposte solo 5 sono state accolte, se non ho capito male, mentre 6 sono state rifiutate. Quindi diciamo che se questa dovesse essere anche l'indicazione del Consiglio, noi ci troviamo che con 6 cittadini che hanno fatto una domanda che gli è stata respinta. Il che significa che la volontà di questa amministrazione è quella di non tutelare il verde, ma invece tutelare l'espansione urbanistica, o quantomeno lo si fa per una questione economica, cioè tentare di incamerare dell'IMU, perché altrimenti francamente non vedo perché non si debbano accogliere
tutte le richieste che sono state fatte, anche in considerazione del periodo storico. Oltre alle valutazioni di tipo di pianificazione urbanistica che abbiamo visto già abbastanza frastagliata nel nostro comune, non è che queste 6 microporzioni che vengono dichiarate sì che rimarranno con la stessa destinazione urbanistica attuale, non credo che andranno a incidere in maniera così dirompente nel tessuto vittoriese. Per cui, francamente, se dei cittadini decidono per tutta una serie di ragionamenti che hanno fatto, di fare questa domanda, la legge glielo consente e non capisco francamente perché gliela si debba rifiutare. Anche perché abbiamo visto sono su un po' tutto il territorio, non sono su un'unica parte, partiamo dal Fadalto Alto, arriviamo fino a San Giacomo, per cui ricomprendono veramente tutto il territorio. Poi ricomprendono anche tutte le tipologie, perché in alcune aree di zona F ci sono già attualmente ad esempio dei vigneti, non so, faccio un esempio, per cui veramente non capisco perché mi sembra un po' discriminatorio, ecco, rispetto agli altri che invece vengono ritenuti favorevoli. Grazie. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Consigliere Tonon. Grazie. Io ho una domanda di carattere tecnico. In 4 casi riferiti delle 6 istanze non accolte, si fa riferimento nell'incipit dell'istanza, delle risposte, l'area non ha le caratteristiche previste dall'articolo 100 delle norme tecniche di attuazione per l'individuazione di una zona di verde di rispetto tutelato. Allora volevo capire quali sono queste caratteristiche previste dall'articolo 100. Per ora mi fermo qui, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Balliana. Buonasera. Molto velocemente, volevo chiedere, ho cercato di seguire, però magari mi sono persa qualcosa. Quelle che saranno a cui sarà garantita la variante, quasi tutte diventeranno verde di rispetto tutelato, o ci sono alcune che diventeranno, mi aiuti, verde agricolo? Ok. E mi sembra che solo 2 lotti, insomma, sono abbastanza rilevanti come metritura quadra, cioè uno di 1085 e uno di 4387, e volevo capire che destinazione avranno questi. Poi magari faccio un altro intervento sul piano magari urbanistico. Grazie. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Beh, se ci sono delle chiarificazioni tecniche, prego Ingegner Curti. Allora, per quanto riguarda, io mi sono presa appunti sulle domande, spero di aver preso giusto. Per quanto riguarda la valutazione IMU, è vero, in commissione avevamo fatto solamente l'analisi del gettito IMU che non ci sarebbe stato sulle domande accolte. Abbiamo chiesto ai colleghi dell'ufficio tributi di analizzare anche le altre posizioni. E quindi diciamo che su 6 posizioni per cui proponiamo parere contrario, abbiamo che nel primo caso, dove avevamo la richiesta di passare dalla zona C2 a verde di rispetto tutelato, quella C2 dove c'è la parte centrale, il gettito IMU previsto oggi è di 237 euro. Poi avevamo la situazione di trasformazione da C1-3 a verde di rispetto tutelato, quella C1 piccolina che veniva tagliata di 390 metri quadri, qua invece è di 420 euro circa. E per finire avevamo ancora una situazione dove c'era per la massima parte zona F e una sola fettina era in zona C,
E lì è una stima, perché purtroppo il collega aveva fatto la verifica su tutta la posizione, ma in realtà il mappale interessato è molto piccolo, il 126, ed è sui 150-160 euro all'anno. Per le altre posizioni non risultano entrate IMU all'ufficio tributi. Poi, perché abbiamo portato in consiglio le richieste 2 e 7, laddove come istruttoria tecnica riteniamo non essere accoglibili in quanto in contrasto con le previsioni della legge 4 del 2005. Allora, il primo motivo per cui le abbiamo portate è che comunque sì, è vero che la nostra istruttoria ritiene che siano in contrasto, in quanto la legge dice che il cittadino può avanzare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria. Se di fatto un'area non ha potenzialità edificatoria, è chiaro che non rientra qua. Ritenevamo comunque, almeno io ho ritenuto comunque, che fosse corretto portare alla conoscenza del Consiglio di queste richieste. A maggior ragione la richiesta 2, che si compone di 2 aree, di cui una è priva di potenzialità edificatoria, la seconda invece, quella più piccola, ha una potenzialità edificatoria, ancorché sia una zona F, quindi la valutazione che ho fatto è stata proprio di portarle comunque all'attenzione del Consiglio, anche per dire che erano arrivate istanze che non avevano le caratteristiche per essere accolte. Poi no, questo non c'entra. Il consigliere Tonon mi pare che mi chiedesse quali sono le caratteristiche delle zone di verde di rispetto tutelato. Rispetto ad altri piani regolatori con cui ho lavorato in 22 anni, ne ho visti tantissimi. Diciamo che le nostre norme di attuazione non delineano chiaramente quali sono le caratteristiche che deve avere una zona di verde di rispetto tutelato, se non al comma 1 dell'articolo 100 comunque dire che sono zone che vengono istituite allo scopo di proteggere il valore paesaggistico di particolari contesti ambientali ed urbani. Quindi sono aree che dovrebbero essere istituite per difendere contesti paesaggistici, siano essi extraurbani, siano essi urbani. Molto spesso sono aree che vengono poste a tutela di parchi, ma non necessariamente. Quindi il primo aspetto è appunto che siano aree che abbiano un minimo di interesse paesaggistico. Il secondo aspetto è, e questo comunque esula dal fatto che sia verde di rispetto per qualsiasi area, è che abbiano una dimensione minima tale da rendere logica l'istituzione di una zonizzazione. Poi, nell'ultima domanda della consigliera Bagliana, parlavamo sempre delle aree invece che l'ufficio propone di accogliere. Allora, per le aree che l'ufficio propone di accogliere, 3 aree diventano zona agricola e 2 aree invece vengono trasformate in verde di rispetto tutelato. E sono una era quella che avevamo visto, che univa assieme 2 aree di rispetto tutelato già esistente e c'era una zona C in mezzo, per cui andava ad ampliare delle aree di VRT esistenti. E quella di 435, mentre quella di 4.360 e passa metri quadri trasformava una parte di zona D2, una parte di C1, una parte di parcheggio in verde di rispetto tutelato, però qua abbiamo una dimensione che comincia a essere coerente con un minimo di zonizzazione. Sì. Allora, 1085 è zona agricola, sì, perché era una C1 a confine con la zona agricola e ci veniva chiesta zona agricola. Prego.
Bene, grazie ingegnere. Volevo dare la parola al segretario per una precisazione Sì, sulla delibera. scusate, questo comunque si configura come un piano urbanistico e quindi vi ricordo l'obbligo di astensione nel caso in cui ci sia una correlazione diretta tra interessi vostri o di parenti o affini entro il quarto grado rispetto ai singoli ambiti che state trattando. Correlazione immediata ovviamente significa che avete degli interessi concentrati nelle aree di cui stiamo parlando. In questo caso dovreste uscire, sarebbe la cosa migliore. Grazie segretario. Altre prenotazioni? Non vedo prenotazioni. Sì. Prego, consigliere De Bastiani. Buonasera. Allora, constatiamo negli ultimi anni che dopo decenni e decenni di cementificazione e di devastazioni urbanistiche si prospetta una nuova tendenza, e cioè i cittadini chiedono la trasformazione da edificabile a zona verde. Io questo lo reputo un buon segnale. Noi nel nostro programma elettorale appunto avevamo uno dei nostri obiettivi era appunto il consumo zero di territorio, che voi sapete è una pratica, un obiettivo che sempre più comuni, sempre più territori stanno perseguendo. Per cui io sinceramente sarei per l'accoglimento di tutte queste domande. Alcune volte l'ingegnere ci spiegava che il consiglio dell'ufficio è quello di non accogliere la domanda perché comprometterebbe l'edificabilità del comparto, no? E io dico bene se lo compromette, perché voglio dire aumentiamo area verde. Chi chiede, chi ha diritto, cioè è una questione di diritti, no? Uno ha diritto a costruire e uno ha diritto di volere area verde. Siccome la nostra società, bene o male, finalmente andrà per forza in questa direzione, io credo che un'amministrazione lungimirante sia portata a appunto sostenere questa linea di comportamento. Quindi noi non ho capito se votiamo caso per caso o se la votazione sarà onnicomprensiva. Comunque il nostro voto andrà nella direzione di quello che ho appena esposto. Grazie consigliere. Altri interventi? Non ci sono più interventi, quindi se vuole fare il secondo intervento, prego. Sì, innanzitutto ringrazio l'ingegnere per i chiarimenti. Credo anch'io che questa sia, a mio parere, insomma, l'interpretazione è stata data dagli uffici e che spero poi il Consiglio interpreterà a modo suo, è un'interpretazione abbastanza restrittiva che non va incontro ai cittadini, ma anzi ne crea di cittadini serie A e di serie B, perché abbiamo visto appunto che alcuni cittadini si vedranno accolte le loro richieste per tutta una serie di motivi, altri invece no. Dato che su 3 cittadini potrebbero risparmiare 1.000 euro, anche facendo dei ragionamenti molto banali, io questi 1.000 euro all'anno a questi cittadini li farei risparmiare. Se invece vogliamo continuarli a fare pagare 1.000 euro perché ci fanno comodi anche 1.000 euro, votatevi questa cosa qua, io di sicuro non la voto.
Prego, consigliere Balleana. Sì, allora io adesso vorrei fare un po' una considerazione sull'aspetto urbanistico, scusate. Ecco, allora, prendo atto insomma che c'è questa volontà da parte dei cittadini di rivedere un po' le aree che erano state attribuite a edificatorie in aree verdi. Io ho il massimo rispetto per l'urbanizzazione della città, cioè nel senso dei progetti di urbanizzazione, nel senso che secondo me vanno valutati dove sussistono gli insediamenti abitativi, dove c'è necessità di riqualificare, dove si può togliere. Questo sarà poi oggetto, immagino, del PAT, una rivalutazione delle intere zone, no? E la mia perplessità sorge quando appunto si passa da edificatorio da zona agricola, che mi sta bene, cioè nel senso che anch'io sono favorevole al verde, e quindi meno edificazione c'è, meno zone edificatorie ci sono, meglio è, e con la speranza che invece alcune zone abbandonate vengano riqualificate. Però dall'altro aspetto dobbiamo anche considerare cosa facciamo su queste zone agricole, cioè c'è un po' un'anarchia secondo me oggigiorno. Vediamo che molte volte nascono vigneti, quindi bisognerebbe anche vedere di regolamentare anche le zone agricole. Forse, non so, immagino che non si possa fare tramite leggi o PAT territoriali, questo non lo so, ingegnere, però quello che voglio dire è di considerare anche questi aspetti qua, nel senso che all'interno di una città urbanizzata, se poniamo una zona agricola dove dalla mattina a sera sorge poi un vigneto, ecco che iniziano a sorgere dei problemi. Quindi nelle considerazioni che vanno fatte, secondo me va tenuto in considerazione anche questo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Tonon, prego. Grazie Presidente. Torno all'articolo 100 perché l'ingegnere ha detto che non definisce molto bene le caratteristiche che invece nella delibera si citano, perché si dice esplicitamente la trasformazione. Ecco qua, l'area non ha le caratteristiche previste dall'articolo 100. Ora io ho letto l'articolo 100, lei cita il comma 1 che dice: allo scopo di proteggere il valore paesaggistico di particolari contesti ambientali ed urbani sono individuate delle aree di difesa paesaggistica in cartografia. Tali aree possono essere sia di proprietà pubblica che privata. Ora, dire che qui ci sono delle caratteristiche, o meglio, che i siti che sono stati oggetto di domanda non hanno queste caratteristiche, io lo trovo un po' difficile. Mi spiego perché. Perché nella risposta l'ufficio dice anche le dimensioni dell'area sono insufficienti per l'individuazione di una specifica zona omogenea. Siccome la normativa non parla mai di dimensioni, io reputo, come dire, che sia una valutazione molto soggettiva. Mi spiego, capisco che non siamo, viste le domande, a parte un paio, in situazioni di dimensioni rilevantissime, però se in una zona anche edificata ci fosse un cono ottico particolarmente gradevole o da tutelare, io potrei avere, proprio per quanto diceva lei prima, cioè una barriera rispetto a una zona da tutelare, che potrebbe essere anche molto ridotta, che però mi salvaguardia una zona di particolare interesse. Ora, andare a affermare sic et simpliciter che tutte, cioè meglio che nessuna di queste ha le dimensioni, francamente mi pare, come dire, una valutazione estremamente soggettiva e non suffragata da alcun dato di fatto, perché non abbiamo visto rispetto alla cartografia o alle foto nessuna. Vedete, dietro c'è un condominio per cui non c'era nulla. Quindi la valutazione non ha, come dire, non trova base, a mio parere ovviamente. Dopodiché concordo con quanto ha detto il collega Dus, anche riferendomi a quanto affermato, presumo sia
ovviamente quello che è il pensiero del sindaco rispetto al nuovo PAT, per cui si tende all'edificazione zero, diciamo. A maggior ragione dichiarare che questa e mi conforta questa linea di tendenza, dichiarare che si va verso una edificazione nuova, diciamo, che sarà ammessa solo se ci sarà recupero di altre cubature, eccetera, che poi è quello che prevede la legge regionale, fra l'altro. E contemporaneamente bocciare più di metà richieste non mi pare coerente, ecco. Per cui anch'io sono dell'ipotesi che sia opportuno andare incontro a quelle che sono le richieste, anche perché sì, salvo i diritti di terzi, ma se c'è una legge che prevede la possibilità di togliere edificabilità, io non è che la imponga agli altri, io chiedo che mi sia tolta la mia. Cioè, il richiedente non lede direttamente un diritto di terzi, chiede che sia soddisfatto il proprio, e questo credo che sia una linea che potrebbe essere sposata. Grazie. Grazie consigliere. Bene, se non ci sono... prego Sindaco. Sì. Tutte valide considerazioni, comunque tutte valide considerazioni, nessuna esclusa. Dobbiamo pensare però che veniamo da un PRG abbastanza adattato, che stiamo proiettandoci con il nostro PAT e il nostro PI su qualcosa di nuovo, per cui per queste, diciamo, piccole aree, piccole richieste che sono state fatte, e qua si possono fare tutti i ragionamenti che si vuole, la parte tecnica ha fatto aggio, diciamo così, su una visione politica più ampia del territorio. Il fatto che si vada verso il verde, consigliere De Bastiani, senz'altro è una buona cosa. Basta che questo non si accompagni con un impoverimento generale, per cui certe categorie di persone ne soffrono poco in questo momento e altre invece già ne soffrono anche tanto, quindi la decrescita va bene, decrescita felice non ci credo poi tanto che possa essere tale. Come diceva anche il consigliere Tonon, ci sono anche dei diritti di terzi che si è cercato di tutelare, anche qua si può discutere, ma insomma ci pare che è meglio che ci anneghiamo nel mare del nuovo PAT, nel rigenerare un pochettino la nostra visione urbanistica della città. Qui ha fatto agio, appunto, ripeto, l'aspetto tecnico su quello di 1000 considerazioni che giustamente si possono anche fare. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Bene, mi sembra che non ce ne siano. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Un attimo. Sì, un secondo. Vabbè. Allora passo. Vabbè. Passo la parola al segretario per una precisazione. Sì, sempre in relazione al dovere di astensione è stato chiesto da qualcuno di esplicitare i nominativi dei proprietari che vengono coinvolti da queste varianti, per cui adesso a trasmissione chiusa si faranno i nomi.
Prego. Allora, io come Casagrande ho l'istanza numero 5 di Casagrande Rina, Rina con la R di Roma, e la numero 11 Casagrande Germano e Elio. No, la 10 sono... Ah sì, è Casagrande Maria, scusi, grazie, della 10. E Zanon, Nadia e Laura nella 10. Altre... Prego. Vabbè. Deciderà il Consiglio cosa vuol fare. Allora, consigliere Darè, prego. No, volevo capire, la votazione la fate collettiva o la fate singola, Allora. punto per punto? Allora, Perché questo potrebbe dare la possibilità a chi magari ha vincoli di parentela di poter uscire e poi rientrare e certo. votare la 3. Allora, giusta osservazione. Allora, mi dicono che la delibera è stata pensata in modo unitario, però se volete, consiglieri, votiamo istanza per istanza. Ecco, quindi basta che ci sia un consigliere che vuole votare istanza per istanza e si fa la votazione istanza per istanza. Ok. Allora, E dopodiché partecipare alla discussione. passiamo. L'urbanistica è sempre un casino. Passiamo a votare. Allora. Aspetta, scusa un attimo. Segretario, Sì. Sempre... consiglieri. Adesso si può riaprire la Sì, è già Già aperta. aperta. Consiglieri, attenzione Sempre- un attimo. Sempre a proposito dell'obbligo di astensione, ecco, è da sottolineare in questo caso che Un attimo, la norma, consiglieri, un attimo. la norma attenua un po' l'obbligo di astensione nel caso dei piani urbanistici, prevedendo che debba esserci la correlazione diretta tra il campo di interessi del consigliere e l'argomento in trattazione. La giurisprudenza ha configurato questo concetto di interesse del consigliere dicendo che l'interesse del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto, di situazioni personali comportate una tensione della volontà del consigliere verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera. Allora, nel caso delle varianti verdi è difficile configurare, secondo me, l'interesse immediato in questi termini, perché c'è un cittadino che chiede di depotenziare il carico urbanistico di un'area e il Consiglio Comunale che sia che gli dica di sì, sia che gli dica di no, di fatto non è che assecondi o comunque contrasti un interesse di questo cittadino, perché di fatto non stiamo aumentando il valore dell'area. Okay? Ecco, questa è applicare questa norma alle varianti verdi è una precauzione che mi sono sentito di indicarvi, però non è così forte il dovere di estensione come in altri casi. Insomma. Gli lasci la capacità edificatoria, quindi insomma, la tensione verso l'interesse privato non è la stessa di quando approverete il patto. Non è palese. Allora, consiglieri, volete che votiamo istanza per istanza? Istanza per istanza.
Votiamo istanza per istanza, cioè, se non è che ormai... Era un'altra legge. Bene, allora... Consiglieri dove sono finiti? Allora partiamo con la... Forza che se no non finiamo più. Assenti Biga, Andrea Casagrande e basta. Parrella e Pagotto. Allora partiamo. Sedici e 17. Sì, ma maggioranza 1, 2. Ora votiamo istanza per istanza. Allora io dirò favorevoli al respingimento dell'istanza o favorevoli all'accoglimento, come era stato previsto dall'ufficio tecnico. Ok? Allora partiamo dalla numero 1. Favorevoli al respingimento? Punto 2 dice un'altra cosa, però dai. Allora, ripetiamo. Favorevoli al respingimento del punto 1, istanza numero 1? Contrari? Astenuti? Nessuno. 8 e 6, 14, siamo 14. Perché ne mancano 1, 2 e il terzo? No, tutto che sì, ecco perché, 9 favorevoli, siccome abbiamo contato. 9 favorevoli. Allora, la prima istanza, diciamo, passa
il respingimento con 9 favorevoli, 6 contrari e 0 astenuti. Seconda istanza, favorevole al respingimento? Sempre? No. 9. Contrari? Sempre 6. Astenuti? 0. Quindi la seconda istanza passa con 9 favorevoli, 6 contrari e 0 astenuti. Si respinge. Terza istanza. Terza istanza. Favorevoli all'accoglimento? Favorevoli tutti, unanimità. È numero 3. Contrari? 0. Astenuti? 0. Quindi è accolta con favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0. Istanza numero 4. Favorevoli al respingimento? 9. Contrari? Sempre 6. Astenuti? 0. Per cortesia rimaniamo se... Boh. Erano 14 prima. 15 perché c'era Casagrande. Perché c'era quella... allora 15. Adesso è riuscito. Boh. Questa è la 5. La prossima è l'istanza numero 5. Allora, favorevoli all'accoglimento. Tutti, unanimità. 14 perché Casagrande è uscito. Contrari? 0. Astenuti? 0. Quindi accolta con 14 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. Istanza numero 6. Favorevoli al respingimento? Quindi 9. 10? 10. Rientra. No? 9 sempre. Contrari? Quanti? 6. Astenuti? 0. Quindi respinta con 9 favorevoli, contrari 6, astenuti 0. Istanza numero 7. Favorevoli al respingimento? Sempre 9. Contrari? Sempre 6. Astenuti 0. Istanza numero 7 respinta con favorevoli 9, contrari 6, astenuti 0. Istanza numero 8, favorevoli al respingimento? Sempre 9. Contrari 6, astenuti 0. Quindi respinta con favorevoli 9, contrari 6, astenuti 0. Istanza numero 9, favorevoli all'accoglimento. Favorevoli? Unanimità, quindi 15 o 14? 15. Contrari alla numero 9? 0, astenuti 0, quindi l'istanza è accolta con 15 favorevoli. Istanza numero 10, favorevoli all'accoglimento? Unanimità e quindi 14. Adesso. Contrari? 0, astenuti 0. Quindi l'istanza è accolta all'unanimità. Istanza ultima numero 11. Favorevoli all'accoglimento? Unanimità, 14. Contrari? 0.
astenuti 0. Quindi la istanza numero 11 è accolta con favorevoli 14, contrari 0 e astenuti 0. Votiamo l'immediata eseguibilità. Ah, prego. Allora, votiamo l'immediata eseguibilità. Ok. Non è immediatamente? È immediatamente eseguibile? No? È un refuso? Vabbè, allora la delibera è chiusa. Passiamo. Dicono che è un refuso. Mi dicono. Benissimo. Nessun problema. Passiamo al punto numero 1, il numero 2 dell'ordine del giorno. Grazie, Ingegner Curti. Buonasera. Allora, il punto numero 2 dell'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, Tribunale di Treviso, sentenza numero 2057 del 2019. Prego, Vice Sindaco, che illustra la proposta di delibera. Grazie Presidente. Allora, stiamo parlando del riconoscimento di un debito fuori bilancio in base a una sentenza. Vi racconto cosa è successo. Allora, il personale del MIPAF, che è il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di una sede di Napoli, contestava, fatti risalenti al 2018, contestava praticamente l'esercizio di pubblicità ingannevole, in quanto una società locale pubblicava nel proprio sito internet la pubblicità della propria passata di pomodoro, che definiva passata di pomodoro fresco biologico. Secondo il personale del MIPAF, questa pubblicità poteva indurre in errore il consumatore, in quanto, secondo questo personale, suggerendo che l'alimento possieda caratteristiche particolari fatto con pomodoro fresco, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi sono fatti con pomodoro fresco. Gli accertatori hanno ritenuto che la precisazione contenuta nella denominazione passata di pomodoro fresco inducesse il consumatore a ritenere che solo quella passata fosse fatta col pomodoro fresco. Fatto sta che questa azienda viene sanzionata con una multa di oltre 6.000 euro e chi dà la multa è il comando, logicamente, di polizia locale. La ditta fa ricorso sostenendo che il termine fresco per pubblicizzare il prodotto passata di pomodoro faceva riferimento a una caratteristica propria del prodotto in questione, ottenuto esclusivamente da pomodoro fresco, esattamente come prescritto dalla normativa. Il giudice dice: sì, hai ragione, il termine fresco è utilizzato al fine di indicare un ingrediente del prodotto in questione, pomodoro fresco, peraltro normativamente imposto. Siccome il comune, quando l'azienda aveva fatto ricorso, si era costituito, il giudice ci ha condannato a pagare le spese legali di 1.139,47 euro, comprensive delle spese del CPA, dell'IVA. Ecco, questo è stato il sunto rapido di quello che è successo. Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione. Consigliere De Nardi, prego. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io volevo chiedere al Vice Sindaco, Assessore agli Affari Legali, cosa dovrei fare io e dovrebbero fare i colleghi di minoranza davanti alla proposta di votare questa delibera. Risolvo il problema, io lo so già cosa fare, ma vorrei un suggerimento da lui, ricordando quello che è successo il 17 novembre 2016, quando
l'attuale minoranza ora presentò una delibera di analogo contenuto, all'epoca era una vertenza iniziata sotto l'amministrazione del Re, quella famosa del credito prescritto, era un credito che il comune aveva che era rimasto non escusso e quindi si era nel frattempo prescritto. All'epoca il consigliere Fasan disse: solo una domanda al segretario, ci potrebbe essere un interessamento anche della Corte dei Conti su questo debito fuori bilancio? Era lo stesso, un debito originato da una sentenza. E magari fra qualche anno arrivano a casa Fasan, suonano il campanello e domandano i soldi. Dopo che l'allora segretario Spessotto spiegò che in una situazione come questa il Consiglio Comunale non è altro che una sorta di notaio che certifica che c'è stata una sentenza negativa nei confronti del Comune, che quindi c'è questo debito da rilevare, l'allora consigliere Fasan, oggi assessore, disse: mi asterrò malgrado le rassicurazioni ricevute dal segretario. Prudenza vuole, non sono io la maggioranza, mi asterrò. E gli unici 2 consiglieri di minoranza che erano rimasti presenti alla votazione, perché il consigliere D'Are e il consigliere Sant'Antonio se ne erano usciti prima del voto, i consiglieri Fasan e Posocco, come disse il consigliere Fasan, si astennero. Allora io chiedo allora consigliere, ora assessore Posocco, se devo fare la stessa cosa che ha fatto lui 4 anni fa, 4 anni e una settimana fa, insomma, ecco. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Nessun intervento? No. Beh, direi che la discussione... Prego, consigliere De Nardi. Allora faccio il secondo giro e tolgo dall'evidente imbarazzo il vice sindaco, che capisco non è in grado di giustificare quello che ha fatto 4 anni fa. No, non c'è nessun problema. Un attimo, non occorre che fuori Prego. microfono mi dica, così rimane agli atti, fai quello che diceva Fasan. Per il semplice motivo che non è la prima volta che durante no, assessori, se volete. Un attimo di silenzio, per cortesia prendete i posti. Non c'è nessun bisogno che mi dica, assessore, fuori microfono, fai quello che ti dice Fasan. Per il semplice motivo che non è la prima volta che in questo mandato portate un debito fuori bilancio originato da sentenza. E già l'altra volta abbiamo votato a favore, perché non c'è nessun problema. Cioè, accertato che c'è una sentenza che richiede all'amministrazione di pagare determinate somme, non c'è né la Corte dei Conti che ti corre dietro, anzi semmai è il contrario, potrebbe essere responsabilità non accertare un debito fuori bilancio, semmai, se vogliamo essere precisi. Non c'è la Corte dei Conti che ti corre dietro, non c'è nessuno che ti viene a suonare il campanello a casa Fasan, De Nardi, Posocco o qualsiasi altro cognome ci sia in questa sala, semplicemente è una delibera di natura tecnica. Quindi, come non c'era da fare le sceneggiate 4 anni fa dicendo che non ci si fidava del segretario, perché a questo punto vuol dire non fidarsi del segretario, oppure non ci si fida della maggioranza che ti porta una sentenza passata in giudicato chiedendoti di ratificare il fatto che c'è un debito, anche all'epoca forse sarebbe stato più normale e corretto votare a favore, come la sottoscritta ha votato a favore, ribadisco, anche non so se un anno fa o un anno e mezzo fa, a una delibera analoga che è già stata portata. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere D'Are, prego. Ma voglio rispondere subito, non c'è nessun imbarazzo per questa sua domanda.
se una maggioranza e la minoranza votano secondo i propri criteri, secondo i propri istinti, se vuole vota a favore, se non vuole vota contro, è una sentenza, quindi la votiamo. Secondo me io la voto, in minoranza si può votare anche contro, ma in maggioranza magari anche no. Quindi tolgo subito l'imbarazzo sia per l'assessore Fasan, sia per il vice sindaco, sia per il sindaco, perché mi pare una cosa palese, una causa fatta e persa in cui dobbiamo pagare le spese legali. Questo mi dispiace per i 1.000 euro che non potevano andare magari a qualche cittadino che magari in questo momento è in difficoltà. Grazie. Grazie consigliere. Assessore, prego. Sì, grazie Presidente. Io onestamente non mi ricordo di questo passaggio in Consiglio Comunale. D'altra parte, su 800 interventi che ho fatto, qualcuno può anche sfuggirmi cosa vuole che le dica. Però, va bene, sarà vero. Sarà anche vero. Comunque, guardi, io ho sempre votato con coerenza. Faccia anche lei, anche questa volta, voti con coerenza con quello che... Io questa volta non voto, non saprà mai cosa avrei votato, però lei voti con coerenza, quello che ha fatto l'altra volta. Grazie Assessore Fasan. Ci sono altri interventi? Consigliere Tonon. Sì, grazie. Allora, coerentemente come abbiamo votato le proposte che venivano quando l'amministrazione era di colore diverso, ma come ha sottolineato sia il vice sindaco Posocco sia l'assessore Denardi, si tratta semplicemente di prendere atto di una situazione di fatto. Anche questa volta votiamo a favore. Rammento che anche a me dispiace che il Comune perda questi soldi. Ricordo che nel 2016 la cifra credo fosse quanti? 50.000 euro che allora il Comune ha perso. Non è una colpa di un'amministrazione o dell'altra, amministrando succede anche questo. Allora abbiamo votato a favore e non era, fra virgolette, originata la questione quando c'era la nostra amministrazione. Adesso ugualmente votiamo a favore. Grazie. Grazie consigliere Tonon, la ritengo una dichiarazione di voto e se qualche altro vuole fare la dichiarazione di voto poi passiamo alla votazione. Consigliere D'Arè, prego. Non come dichiarazione di voto perché non sono il capogruppo, ma vorrei ricordare che quando c'è stato quel ricorso alla Corte dei Conti di Venezia in cui il Comune, in cui si ipotizzava, anzi c'era lo sforamento del patto di stabilità, che poi personalmente ho fatto un ricorso alla Corte dei Conti di Roma, che poi ci ha dato ragione, altrimenti sarebbe stato ingessato il bilancio comunale per 3-4 anni probabilmente. Sono cose che si fanno, chi è in maggioranza, chi è in minoranza, quindi che lei vada a vedere tutte le votazioni fatte prima. Mi pare abbastanza così superficiale, ma soprattutto non meritevole. Ecco. Grazie consigliere D'Arè. Consigliere Dus. No, qui mi sento di correggere il consigliere D'Arè. Non è che noi stiamo facendo le pulci sulle votazioni che sono state fatte negli anni passati, stiamo solo rilevando un atteggiamento completamente differente rispetto a quando si era in minoranza. Tutto qui. Come ha giustamente ricordato il consigliere Denardi, ha messo in evidenza quelli che sono i cambi interpretativi, il modo di interpretare diversamente delle delibere da quando si è in minoranza a quando si è in maggioranza. Noi, coerentemente con come facevamo quando eravamo in maggioranza, stiamo mantenendo lo stesso atteggiamento. Così non è dall'altra parte. Allora, io direi di essere concreti sulla delibera, perché se rivanghiamo il passato potremo stare qua un'altra mezz'ora, quindi per cortesia passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Rosset.
parte mia. Consigliera, molto probabilmente sarà difficile che trovi un voto a favore dell'assessore attuale Fasan, perché forse avrà votato tutto quanto al contrario. Io poi su questa cosa sono in una posizione favorevole, perché non c'ero, quindi non mi potete dire niente. E guardi, credo sia la prima e spero sia anche l'ultima volta che io parli di quello che è avvenuto nei 5 anni precedenti, perché non è una cosa che mi interessa. Ognuno, quando è in amministrazione, fa le proprie scelte, condivise o non condivise, per carità. Comunque noi votiamo a favore di questa delibera. Io ci sono adesso, non c'ero allora. Grazie consigliere Rossetta. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Nessun'altra. Bene. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli a questa delibera? Penso che sia l'unanimità. Contrari? Astenuti? Quindi la delibera è approvata con 17 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. Passiamo alla delibera successiva. Ah, è giusto, l'immediata eseguibilità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è immediatamente eseguibile all'unanimità. Passiamo alla prossima. La prossima delibera ha oggetto bilancio di previsione 2020-2022, nona variazione, con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2019. Prego Vice Sindaco Posocco di illustrare la delibera. Grazie Presidente, prima però vorrei fare una comunicazione al Consiglio. Ringrazio la dottoressa Vassore. Allora oggi ci hanno comunicato che arrivano 2 fondi dal governo, per cui faremo un'altra variazione di bilancio successivamente, e sono esattamente 149.000 euro per il fondo alimentare, i famosi buoni spesa, che col sindaco e con la giunta poi decideremo le modalità nei prossimi giorni di far pervenire questi soldi ai cittadini. E poi arriveranno 83.000 euro circa come ristoro per le mancate entrate dell'imposta di soggiorno per la TOSAP e di muturismo e spettacolo. Anche questi saranno oggetto della variazione a dicembre in deroga, perché quella che facciamo stasera in teoria dovrebbe essere l'ultima variazione di bilancio. Venendo al punto, la variazione di bilancio che abbiamo discusso in commissione, illustro i punti salienti e poi se ci sono delle domande siamo qui. Abbiamo maggiori entrate in parte corrente e poi che sono, vi sottolineo le più importanti, che sono i contributi regionali in ambito sociale per euro 113.440, di cui 79.000, diciamo, di questi sono per il sostegno all'abitare e per il sostegno all'affitto. C'è anche un contributo regionale a favore del trasporto pubblico di 42.700 euro. Abbiamo più introiti derivanti dalla gestione di beni come le palestre e impianti sportivi, ma questo non perché poi la gente abbia sfruttato le palestre, ma perché avevamo previsto minori entrate. In realtà ci siamo trovati appunto con maggiori entrate per 35.250.
Abbiamo minori entrate in parte corrente di cui spicca, diciamo, i trasferimenti da privati per le manifestazioni culturali, in questo senso il concorso di violino che è rinviato purtroppo al 2021. Ringraziamo comunque gli sponsor per aver mantenuto la sponsorizzazione, l'impegno anche per il 2021. Anche qui ci sono poi anche minori introiti per diritti di segreteria, per le rette degli asili nido, per le attività teatrali e culturali e minori introiti per i centri estivi. Maggiori spese segnaliamo al di là del discorso IVA a debito, IVA a credito. Qua abbiamo un IVA a debito per 80.000 euro, ma abbiamo un maggior contributo che è una tantum, lo sottolineo, alle scuole materne non statali per euro 58.150 che l'amministrazione ha deciso di deliberare, ecco, di mettere in variazione. Contributi alle famiglie per assistenza scolastica Covid-19 per euro 10.000, a cui si aggiungono altri 5.000 euro, e questo va per l'acquisto, per una mano all'acquisto di PC e tablet. Abbiamo spese in manutenzione programmata di aree di verde pubblico per 40.000 euro. Poi abbiamo i contributi vari in ambito economico di 30.000 euro, e questi sono per dare un po' di spinta per il Natale, per le manifestazioni di Natale, anche qui DPCM della prossima settimana permettendo. Le minori spese in parte corrente spicca senz'altro le spese per il personale, che abbiamo risparmiato per 170.690 euro, in quanto non abbiamo potuto assumere, cioè a causa Covid sono slittati anche i concorsi e quindi non abbiamo potuto assumere il personale che era previsto a inizio anno. In conto capitale abbiamo in parte capitale abbiamo ricevuto un contributo regionale per il miglioramento energetico della scuola primaria Francesco Crispi per 364.755 euro. I lavori per miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola Crispi costano, e lo vedete in spesa in parte capitale, 439.443 euro. La differenza di 75.000 euro viene presa dall'avanzo di amministrazione. Come vedete in delibera c'è scritto che noi utilizziamo 108.000 euro, 188,33 dell'avanzo di amministrazione, gli altri 30.000 euro vengono presi, diciamo, per i lavori ed interventi vari in ambito di viabilità. Poi sono qui per le domande, se approfondiamo tutti i punti. Siamo qui. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione. Prego, consigliere De Antoni. Buonasera. Ecco, naturalmente anche in questa variazione c'è un maggiore stanziamento per viabilità o manutenzione strade. Questa volta per manutenzione programmata area verde per 40.000 euro e 30.000 euro per lavori e interventi in ambito di viabilità, ma tant'è, ormai questo è una costante di tutte le variazioni che abbiamo fatto quest'anno. Questo è anche il segno di una, secondo me, mancata programmazione degli interventi, perché non è possibile che su 9 variazioni di bilancio, mi sembra in 7 variazioni ci siano interventi, quasi sempre stanziamenti in aumento per questi tipi di interventi, manutenzioni di area verde e manutenzioni di viabilità. Credo che, e invito l'assessore a programmare per il 2021 gli interventi in maniera più corretta, badando anche a quante sono le risorse necessarie. Questo forse ci potrebbe anche consentire qualche risparmio sugli interventi, se vengono programmati in maniera adeguata e non, come sembra, da questi stanziamenti che ad ogni variazione vengono inseriti, fatti così spot una volta qua, una volta là. Anche come ha detto adesso l'assessore al bilancio, anche in questa variazione ci sono maggiori entrate per venire incontro alle problematiche Covid, per attività assistenziale, ma anche proventi per l'uso di palestre, eccetera. Quindi ottimo, ci sono queste disponibilità. Invito nuovamente l'assessore
a mettere mano al portafoglio e a cominciare a spendere i soldi che ci sono arrivati dallo Stato per sopperire alle problematiche della popolazione, della gente a causa del Covid. Credo che in totale siano stati accantonati forse un po' più di 1 milione di euro e quindi forse è anche arrivato il momento di cominciare a spenderli. Complessivamente sono stati accantonati circa 1 milione di euro per il Covid. Ho molto apprezzato la variazione di 10.000 euro per contributi alle famiglie per assistenza scolastica che verranno utilizzati per la concessione di contributi per l'acquisto di sussidi informatici ad uso didattico. Finalmente dico, perché quando nella scorsa primavera avevamo proposto con una mozione che venissero fatti questi interventi, da parte della Presidenza, del Sindaco, mi fu detto che erano interventi che non erano di competenza comunale, erano interventi che dovevano essere fatti da altri soggetti. Adesso, a novembre, speriamo, quando ormai è terminata questa attività di didattica a distanza, finalmente facciamo degli interventi per dare un contributo alle famiglie che hanno dovuto comunque acquistare queste apparecchiature per poter consentire ai figli di lavorare a distanza. Per molti spero che abbiano tutte le carte a posto e possano, in base al bando che è stato pubblicato, possano comunque presentare la documentazione e avere il ristoro delle spese che hanno sostenuto. Volevo chiedere all'assessore Caldarte, che però... Ah, c'è, bene. volevo chiedere quei 79.900 euro messi nella delibera per reimpiego contributi della Regione in ambito sociale, a che cosa sono destinati, e in particolare quelli per il sostegno all'abitare. Se poi me lo dice, grazie. Ecco, non posso non rilevare, come risulta al punto 2 del dispositivo della deliberazione, che restano ancora disponibili dall'avanzo di amministrazione 2019 complessivamente 3.480.000 euro, di cui 369.000 circa destinati agli investimenti e 768.000 come parte libera. Nel Consiglio Comunale del 16 novembre, quindi l'ultimo che abbiamo fatto, il Sindaco, alla nostra richiesta di impegnarsi per la realizzazione della rotonda tra via Vittorio Emanuele e via Carso, rispondeva che non ci sono risorse economiche e questa affermazione veniva riportata con grande evidenza anche dalla stampa. Invece i soldi ci sono, sia per acquisire il terreno, sia eventualmente, se l'ANAS non fosse disponibile, anche per realizzare direttamente l'opera. Questa, secondo me, è la più grande urgenza che abbiamo. Non possiamo certo attendere l'apertura del traforo per capire se effettivamente tale rotonda sarà necessaria. Il Consiglio Comunale, a mio giudizio, si sta assumendo una pesante responsabilità, non affrontando con determinazione un tema che appare a tutti evidente, e cioè favorire la fluidità del traffico nell'area prossima all'intersezione tra la nuova viabilità e quella esistente, evitando gli ingorghi che sicuramente si formeranno all'incrocio con via Vittorio Emanuele. Possiamo condividere o criticare la realizzazione di questa opera. Possiamo discutere a lungo se fosse stato meglio che l'uscita della variante del traforo fosse stata fatta in modo diverso su via Virgilio, oppure che su via Carso fosse spostata più in giù o più in su, ma alla fine sono stati spesi oltre 60 milioni per realizzare quest'opera e non possiamo fermarci di fronte alla spesa di qualche centinaia di migliaia di euro. Il Comune acquisti il sedime stradale necessario e chieda all'ANAS di realizzare una rotonda all'incrocio tra via Carso e via Vittorio Emanuele, secondo le normative previste per tale tipologia di strada. Su questo tema ho presentato anche un emendamento, su cui poi il Presidente interverrà, ma comunque ne parlerò quindi nel mio secondo intervento. Chiedo invece al Segretario, se possibile, di volerci spiegare il contenuto del punto 8 del dispositivo, che è un po' buttato lì, a mio avviso, in maniera un po' così, senza che sia spiegato bene quali sono le conseguenze di questo tipo di punto. Grazie consigliere De Antoni. Altri interventi? Consiglieri, altri interventi? Consigliere Tornon, prego. Sì, grazie.
Allora, ho fatto una veloce disamina dei fondi che il governo ha stanziato per l'emergenza Covid per il nostro comune. Ho guardato le tabelle e il risultato è abbastanza cospicuo. Andiamo dal Fondo della Solidarietà Alimentare, poi 149.000 euro, esercizio funzioni fondamentali 1.097.000, trasferimento compensativo IMU 3.879, TOSAP 72.900 erotti, contributo sanificazione 49.000 eccetera, trasporto scolastico oltre 135.000. Poi andiamo avanti con le cifre maggiori, contributo in materia di TOSAP 63.000, riduzione imposta di soggiorno quasi 14.000, eccetera, eccetera, eccetera. Saltando ovviamente quelle cifre che riguardano per esempio quelle del trasporto scolastico e sociale che sono attribuite alla provincia, oltre 1,5 milioni, e peccato che qui non so se non abbiamo partecipato o non avevamo nulla, contributo spese quelle del progetto per il Veneto sono stati stanziati oltre 33 milioni di lire, 33 milioni di euro, altri comuni hanno preso, Vittorio Veneto no, neanche un centesimo. Anch'io sono d'accordo che finalmente, diciamo così, in alcuni ambiti l'amministrazione abbia deciso che era bene muoversi. L'avevamo proposto quando abbiamo fatto il Consiglio Comunale al Museo della Battaglia, la necessità di farsi prossimi, soprattutto alle famiglie che con la didattica a distanza potevano, e più di qualcuno lo ha anche esplicitato, avere dei problemi di assenza, mancanza di apparecchiature idonee, almeno in numero sufficiente per il numero dei figli, considerando che spesso anche i genitori potevano avere la necessità di utilizzare i computer. Stanziamo 10.000 euro, ricordo solo che l'esempio che feci proprio quella volta, quando mi fu detto che non era compito del Comune farlo, nella medesima giornata o il giorno prima il Comune di Fara aveva stanziato allora 10.000 euro. Fara ha meno di un terzo dei nostri abitanti, meno di un terzo, sono neanche 9.000. Quindi diciamo che i 10.000 credo siano proprio il minimo, giusto per dimostrare perché. Perché siccome ha sottolineato il collega De Antoni del 1.604.000 euro che sono arrivati o stanno arrivando nelle casse, la maggior parte sono arrivati nelle casse del Comune, oltre 1 milione è, fra virgolette, fermo. Sì, io ricordo l'intervento del collega Darè, quando disse dobbiamo aspettare l'autunno perché probabilmente in autunno sarà, me lo ricordo benissimo, in autunno sarà dura, però in autunno ci siamo dentro del tutto. Guardando la curva mobile a 7 giorni, per fortuna siamo incrociamo le dita, siamo insomma anche i dati che ha dato il sindaco prima, diciamo, non sono più negativi come prima. E dico, adesso sarebbe ora di intervenire o aspettiamo la terza, la quarta, la quinta, la sesta, speriamo non ce ne siano più ondate, punto di domanda, per cui ritengo che l'intervento rispetto a quelle che sono ancora le risorse che il Comune direttamente e soprattutto indirettamente, oltre 1 milione di euro fermi, che il Comune ha, possano e debbano essere usati in questo frangente. Abbiamo fatto anche l'esempio, quando ci è stato detto in commissione, non nell'ultima, nella penultima, che la rendicontazione che deve essere fatta nell'utilizzo delle risorse che sono arrivate da Roma deve essere molto puntuale e precisa e attinente, ovviamente, maggiori spese o minori entrate rispetto alla pandemia che ahimè stiamo vivendo. È stato suggerito di intraprendere alcune azioni per cui si possono aiutare i nostri commercianti, soprattutto parlo del commercio perché è uno dei settori
che da quanto si legge risente di più di questa crisi, ma anche altre categorie economiche, affinché possano, come dire, anche in questo periodo di difficoltà essere sostenuti dal Comune o con maggiori sostegni o con minori spese da parte loro a favore del Comune. In quel caso è chiaramente una mancata entrata da Covid. Cioè se io ho una tassa che devo far pagare ai commercianti e gliela tolgo perché è un periodo di Covid, quella era un'entrata prevista dal Covid, non ce l'ho più, è una minore entrata, punto. Idem per le famiglie, se noi anziché i 10.000 spendessimo 30.000 per le apparecchiature elettroniche, eccetera, sono una spesa dovuta al Covid. Se diamo un sostegno come ulteriori rispetto a quelli che diamo, sono tutte certificabili come maggiori spese o minori entrate. Credo che uno sforzo maggiore, in questo senso, avendo, come si dice da noi, la musina piena, debba essere fatto. Le famiglie oggi hanno bisogno, i commercianti oggi hanno bisogno, perché se aspettiamo la primavera, forse per qualcuno potrebbe essere, non dico tardi, ma trovarsi in difficoltà molto maggiori di quanto si potrebbe trovare se oggi riuscissimo ad aiutarli molto di più. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Darè, prego. Sì, grazie. Ma i soldi non è che li abbiamo tenuti là perché dobbiamo fare gruzzolo, dobbiamo magari, non so, investirli in banca o in borsa, non è proprio questo lo scopo di questa amministrazione, era proprio per capire esattamente come d'altra parte è avvenuto. Non è che eravamo dei maghi, ma si sapeva che, ed era ampiamente previsto, che ci sarebbe stata una crisi con il ritorno del Covid, ma soprattutto questo ci permette di entrare in maniera specifica su tutte quelle categorie che sono state colpite e non hanno avuto nessun ristoro, perché al di là dei codici Ateco, ma ci sono tantissime attività e tantissimi lavoratori, diciamo, che non hanno avuto un euro, non hanno avuto nessun ristoro. Tutti quelli fuori del codice Ateco non hanno avuto praticamente nulla. Pensiamo ai rappresentanti, pensiamo a chi lavora nel mondo dello spettacolo, pensiamo a chi lavora magari nel mondo delle fiere che sono state tutte bloccate, e quindi tutta una serie di categorie che sicuramente arriveranno a bussare sulla porta del Comune, e con questi soldi abbiamo l'intenzione di spenderli tutti, perché non dobbiamo fare nulla, non sono soldi che l'amministrazione o il vice sindaco, l'assessore al sociale o quant'altro tiene per sé. Sono soldi che sono stati tenuti accantonati proprio per prevedere ed intervenire in un momento di particolare difficoltà di tutti gli operatori della nostra città. Quindi adesso ci sarà un intervento non a piene mani, perché i soldi non basteranno sicuramente, anche nell'intervento che dice lei, nel dare la possibilità a chi non ha la capacità di avere un computer, il che però sappiamo benissimo che i costi sono notevoli nel fornire, anche perché poi bisogna capire chi effettivamente ha bisogno, chi li ha, chi non li ha, o chi magari te lo viene a chiedere perché magari così ne ha due. Allora si va in maniera pensata, in maniera, diciamo, pensando bene come intervenire, ma sicuramente quei soldi che sono arrivati, che sono la prima tranche, probabilmente adesso arriverà anche, non so se arriverà il recovery dall'Europa, ma sicuramente tutte le nazioni usufruiranno del MES, perché è l'unica cosa che l'Europa ha in grado di dare. Speriamo che il governo presenti una lista della spesa o comunque certifichi e quantifichi come spenderà i soldi, e questa non è che una prima parte, ma è una prima parte che l'amministrazione intende totalmente distribuire ai bisognosi o comunque chi è in difficoltà. Grazie consigliere. Ci sono altre prenotazioni? Prego, consigliere De Nardi.
Sì, grazie. Mi spiace contraddire il consigliere D'Arè, però sentirgli dire che nel mondo dello spettacolo non hanno visto nulla, ho qui davanti l'elenco dei provvedimenti che ho avuto occasione di vedere molto marginalmente per motivi di lavoro. Misure di sostegno per gli autori, interpreti, esecutori, 13 milioni e mezzo di euro. Indennità speciali di 600.000 euro solo per i lavoratori intermittenti e professionisti del mondo dello spettacolo. Risorse del FUS dirottate direttamente per integrare i salari dei lavoratori dello spettacolo. Per le realtà che organizzano mostre, che effettuano trasporti per mostre, sono stati distribuiti 45 milioni di euro. Questo lo so perché ho visto per motivi di lavoro uno di questi bandi nei quali i soggetti che sono stati ritenuti titolari, insomma, per i quali è stato riconosciuto il diritto ad avere il fondo, hanno ottenuto il 100% di quello che era stato richiesto. Alcune ditte, neanche tanto distanti da qui, hanno ottenuto milioni di euro. Anche ditte veneziane hanno preso in alcuni casi cifre rilevantissime. Per cui io non dico che tutti quanti hanno avuto tutto, tutti quanti stanno benissimo, però neanche dire che c'è fuori dai codici Ateco nessuno ha preso niente, insomma, mi sembra un po', diciamo così, eccessiva come affermazione, ecco. Concordo invece pienamente con il consigliere Tonò la necessità che i soldi che invece sono stati trasferiti dallo Stato agli enti locali e quindi anche al nostro comune vengano al più presto, in modo ovviamente serio e meditato, messi in circolo, perché è importantissimo che la ripresa, che grazie al vaccino sembra essere sempre più vicina, veda non situazioni ormai che hanno superato il limite e che quindi sono diventate irreversibili, ma situazioni di difficoltà che possano essere riportate rapidamente a prospettive migliori. Ovviamente nessuno di noi può augurarsi che anche una sola impresa, una sola famiglia non riesca a superare questo momento. Il consigliere Tonon ha citato il fondo, e anche il consigliere De Antonio hanno citato il fondo relativo agli strumenti informatici per le famiglie. Faccio presente che ci sono anche tanti professionisti che hanno dovuto cambiare il loro modo di lavorare e che di questi strumenti magari hanno dovuto dotarsi, che prima non ne avevano bisogno o ne avevano bisogno in modo più limitato. Ci sono i commercianti, ovviamente, c'è tutto un tessuto economico che i fondi che lo Stato ha dato al Comune di Vittorio Veneto hanno diritto di vedere e di vedere rapidamente. Questo è un discorso che sono mesi che continuiamo a fare. Speriamo che prima o poi vengano distribuiti tutti i fondi che è possibile distribuire rapidamente. Ecco. Grazie consigliere. Consigliere Gumiero. Buonasera. All'assessore volevo fare due domande che ho fatto anche l'altro giorno da sostituto in commissione. Le scuole materne non statali, quindi gli asili parrocchiali, 58.150 euro, e gli unici soldi che hanno preso quest'anno per la chiusura, o è un'ulteriore integrazione a quello che abbiamo già dato? Non c'era l'assessore, non l'ho chiesto. Seconda domanda, quel milione di euro che si paventa da tutti qua da distribuire a pioggia, si può distribuire così facilmente, spendere per dare a tutti i commercianti? Forse la sera quel po' che guardo la televisione guardo i canali sbagliati, perché dove ci sono le zone rosse, lì che è tutto chiuso, basta andare nel vicino Friuli
che comunque sono ristorati meglio. È arancione come rosso, perché metà attività sono chiuse, bar, tutte le attività là sono chiuse. Noi siamo in un paradiso qua. Glielo garantisco io, siamo in un paradiso ancora. Non so per quanto, forse ce la faremo, forse non ce la faremo, merito o no di Zaia. Di là metà attività sono chiuse e metà di quelle che non sono chiuse sono vuote i negozi perché le hanno chiuse, quindi non c'è un problema di sostenere i commercianti. I commercianti si doveva iniziare a sostenerli qualche anno fa, quando a pioggia abbiamo aperto supermercati. Adesso piangere di dire che dobbiamo dare soldi a tutti i commercianti, ci li possiamo dare, ma per chiudere però, non per andare avanti, perché spazio per la piccola distribuzione, anche col sistema di internet che c'è, con Amazon, tutta quella gente lì, non ce n'è più, perché tutti andiamo a pescare e a comprare dove costa meno. Quindi chiedevo se quei soldi là, quei milioni di euro, può essere distribuito ai commercianti, perché se no sarò il primo a dire distribuiscili in modo che pagano i debiti che hanno con i fornitori. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Darè. Io faccio il secondo intervento, però allora, Sì. dopo. Ah, va bene. Allora, aspettiamo. Altri interventi? Consigliere De Bastiani, prego. Sì, e qui trovo a pagina 3 un passaggio che non posso non commentare perché suona quasi come una beffa. Alla fine, sotto il considerato, si parla di area relativa al rifugio antiaereo presso il Parco Papadopoli, il cui stanziamento varia da 20.000 a 17.900 euro. Beh, meno male che ci sono 1.000 euro in meno. Ma 2.000 in meno. Cioè. Ma i colleghi consiglieri sanno di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un buco sulla roccia. Fa parte, non so di cosa faccia, so cosa fa parte, è un buco. Allora non riesco a capire come si faccia stimare un buco 18.000 euro, è una cosa inconcepibile per me, ma è ancora più inconcepibile quando parliamo del famoso federalismo demaniale, no? Che ha interessato, a parte in toto la regione del Friuli Venezia Giulia, anche moltissimi siti e città hanno beneficiato nel Veneto e come in tutta Italia. E noi purtroppo, nonostante i nuovi siti militari che avevamo, non abbiamo beneficiato di niente. Vabbè, pazienza, ma voglio dire, proprio andare anche a pagare una cosa inconsistente come il buco, mi sembra proprio che siamo alla beffa. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Va bene. Prego vice sindaco o assessore Caldart, prego. Sì, buonasera. È complesso il discorso dei contributi, nel senso che è vero che a noi arrivano delle partite, e soprattutto in campo sociale, che sono principalmente, se non addirittura esclusivamente, destinate a contributo diretto alle famiglie o alle persone in difficoltà. È pur vero che proprio, mi pare mercoledì, ho partecipato ad un convegno organizzato dall'INPS nazionale e regionale, poi c'era il rappresentante della CISL per tutto il settore dell'industria, ed è stato molto interessante. Vi ho partecipato proprio per capire anche quali fossero le indicazioni rispetto all'esistente e le proiezioni rispetto soprattutto al settore, per quanto riguarda il futuro di tanti settori industriali. Parlavano dell'industria, non del commercio specificatamente, per il 2021, perché credo che per noi che abbiamo questo compito così di grande responsabilità in questo momento sia importante capire
come sta andando, dove stiamo andando e quale sarà l'esito, no? Perché è chiaro che adesso soprattutto i lavoratori dell'industria sono tutelati dalle casse integrazione, per cui noi non stiamo ora vedendo quell'effetto che forse temavamo verso fine anno quando ci siamo parlati la prima volta dell'inizio della crisi in primavera. Adesso tutto viene, per così dire, congelato e spostato in proiezione a quello che sarà poi la fine, la sospensione della cassa integrazione e quindi l'effettiva possibilità che in alcuni settori ci siano dei licenziamenti. Questo è stato un tema che senza dubbio, i cui risultati senza dubbio ci aiutano anche a capire come muoverci a livello di contributi, e vale per il sociale, ma è chiaro che poi è un discorso che condividiamo per tutto quello che è di nostra competenza. E poi c'era l'altro tema sollevato dal rappresentante della CISL, secondo me molto importante, cioè si faceva un'analisi di come siano stati dallo Stato erogati i contributi a tutto il settore dell'industria e ci si è chiesti anche poi come verranno ripagati tutti questi fondi, perché è chiaro che chi verrà nei prossimi governi avrà un compito molto difficile, ma soprattutto se la tipologia, la modalità più che la tipologia di contribuzione, quindi questo contributo diciamo a pioggia, che senza dubbio tutti dicevano, ma personalmente anche condivido, è stato legato al momento di necessità, cioè c'era quella necessità, il denaro è stato trovato, è stato erogato immediatamente. Però questo ha comportato anche dei limiti, perché evidentemente erogare un contributo magari a codici Ateco, a tipologie di settori industriali, a prescindere da un'analisi poi della singola realtà, perché non è detto, come ha detto giustamente prima la consigliera, che tutti i traduttori e interpreti si siano trovati nella stessa situazione, piuttosto che tutti i macellai, piuttosto che, per esempio, parlavano, che una cosa che mi ha stupito, di un settore molto in difficoltà qui nella nostra zona, il settore della logistica, che di primo acchito tu pensi alla logistica con tutto quello che sta, le merci che stanno girando, invece no, perché la logistica poi è la logistica legata anche alle aziende, e se le aziende non producono, non vendono, chiaramente si blocca. Ecco, per esempio è una cosa che se non analizzano gli esperti, a me non sarebbe venuto in mente di tenere in considerazione, ma questo è un esempio. Quindi la domanda era: questi contributi così dati a pioggia, perché in quel momento così si poteva fare, che effetti creano? Creano un tamponare un bisogno immediato, oppure possono anche creare una qualche conseguenza, un qualche movimento, creare lavoro, creare movimento del denaro e quindi in qualche modo sostenere il nostro futuro, il futuro di tutti. Chiaro, è una domanda difficile e comunque adesso non voglio entrare nel merito, ma questo per dire che anche noi che abbiamo un compito microscopico rispetto a quello che ha chi ci governa, dobbiamo certamente chiederci, quando ci vengono destinati dei fondi, cioè di pancia agiresti, diresti li ho, aiuto subito tutti, però penso che sia di grande responsabilità anche fermarci, come abbiamo provato a fare e stiamo facendo, a ragionare in che modo possono i contributi diventare qualcosa di più di un contributo, cioè anche magari dare la possibilità di mettere in moto qualcos'altro. Ora faccio un esempio che è abbastanza, se volete, anche semplice, però quando nella prima ondata abbiamo erogato i buoni spesa, la scelta di porre dei paletti che ha fatto sì che il buono spesa venisse venduto solo dal commercio, dal piccolo commercio di vicinato, ha senza dubbio messo in moto anche quel settore. Cioè abbiamo visto che il commercio vicinato ne ha avuto un vantaggio. Vi dico, io ho parlato con la grande distribuzione e ho spiegato i motivi della nostra scelta, che in grande trasparenza hanno accettato, cioè si sono resi conto anche loro che poteva essere in effetti un volano per l'economia locale, di cui poi tutti ne beneficiano, no? A lungo termine. Ecco, quindi anche quelle sono delle piccole scelte legate alle nostre piccole possibilità,
ma pensate proprio perché laddove è possibile si possa creare un minimo di volano. Poi l'assessore entrerà nel dettaglio dell'altro settore, del suo settore di competenza. E quindi questo per dire che nel settore sociale, dove effettivamente ora noi abbiamo molti contributi dello Stato, ma guardate che la Regione sta veramente contribuendo a larghe mani. Voi avete citato, credo che intendesse questo, non la provincia ma l'ambito, forse consigliere Tonò, l'ambito nostro che è l'ambito su Conegliano, è l'ambito del distretto, Conegliano è il comune capofila, che riceve tutti questi contributi. Ci siamo messi in rete, un lavoraccio anche lì, e ci gira, presenta i progetti e poi ci gira i contributi in base alle dimensioni delle varie città. Quindi questi due contributi specifici dei 50.000 più 29.434 sono FSA, il Fondo di Sostegno per l'Abitare, e il sostegno, adesso non so come l'avete chiamato tecnicamente, comunque è sempre il sostegno all'abitare e sostegno all'affitto, ecco, sono finalizzati, questi sì, sono dei contributi, i 50.000 sono riferiti a contributi per chi ha pagato l'affitto nel 2018-19 e ha diritto ad un contributo di sostegno, quindi questo è riferito agli anni passati, mentre i 2.434 e 30.000 valgono per il 2020 e tutto il 2021 e sono specificatamente legati alle morosità sia di spese condominiali sia di affitti. Se io mi ricordo di avervi detto quando eravamo alla battaglia c'è fame, sì c'è fame, in quel momento lì c'era tanta richiesta di avere contributi alimentari per l'acquisto di prodotti alimentari. Oggi, se voi mi chiedete qual è il problema principale che noi viviamo ai servizi sociali, è la casa, ma non la casa in quanto luogo fisico, ma la capacità di sostenere le spese legate alla casa. In primis le spese condominiali, abbiamo veramente tantissime morosità e in buona parte anche le spese all'affitto. Quindi questo contributo, questi 50, 60, 70, 80 mila euro sono effettivamente in questo momento strategici. Tra l'altro sapete che sono integrati da circa 10.000 euro che mettiamo come comune perché sono obbligatori ma ci permettono anche di diventare un moltiplicatore poi del contributo regionale. E questo è il tema oggi più delicato e anche più scottante sul nostro territorio. Grazie, Assessore. Alle materne, scusa, prego. allora noi avevamo una scheda precedente di contributi alle scuole materne che è legata ad una, come si dice, convenzione, mi pare triennale, che tra l'altro scade il 31 dicembre e avevamo già erogato 68.000 euro per le 3 scuole. Non sono esattamente la stessa cifra perché vanno in parte fissa e in parte legata al numero di bambini e abbiamo avuto le richieste corredate poi dalle maggiori spese legate appunto al periodo di sospensione, tipologia di contratti che queste scuole hanno. E con questi 58.150 andiamo a coprire una buona parte delle maggiori spese che le 3 scuole paritarie che sono rimaste hanno. Quindi complessivamente? E erano 68, dico bene? 68 quelli che abbiamo erogato, forse era il 90% del totale. Mi pare che no, era tutto. Allora 68 più 58. Bene. Per quest'anno, questo è una tantum ovviamente. Grazie, Assessore. Scusi, Presidente. Prego, Vice Sindaco. Sì, grazie. Allora, riguardo al 1 milione di euro famoso che abbiamo fortunatamente, sottolineo fortunatamente, in casa, ecco, vi ricordo che sono contributi dello Stato dovuti a maggiori spese o minori entrate da Covid. Fino a 14 giorni fa circa mi confrontavo
giornalmente con i sindaci degli altri comuni qui limitrofi per dire con questo fondo come facciamo a spenderlo, perché non c'era chiarezza, non c'era alcuna chiarezza su come poter spendere questi soldi qui. Vi ricordo comunque che dall'inizio emergenza, adesso parlo da assessore anche alle attività produttive, abbiamo cercato nel nostro piccolo di fare qualcosa per le attività produttive locali, partendo, come diceva l'assessore Caldart, da quei 149.000 euro che erano arrivati per i buoni spesa, che ho visto in giro gli altri, hanno preso, li hanno distribuiti, punto. Qua c'è stato l'impegno, il grosso impegno, anche sociale, di poter creare un qualcosa per le piccole attività. E è stato è stato fatto un bellissimo lavoro. Adesso ne sono arrivati altri 149.000, che anche qua sarebbe comodo per noi dire, prendi e andate, però penseremo a qualcosa. Non so cosa, ma penseremo a qualcosa, sempre nell'ottica di dare una mano alla città. Vi ricordo che comunque abbiamo fatto un grosso lavoro per i famosi 500 euro alle attività produttive. Anche questo un qualcosa che in giro non ho visto. Abbiamo aperto un bando per 500 euro. Nelle nostre intenzioni non era dare solo un contributo, ma fare anche che fosse da volano a qualcos'altro. In questo non ci siamo riusciti, ma 264 attività produttive hanno ricevuto i soldi. Adesso, vi ricordo, abbiamo aperto un nuovo bando per le attività produttive. Anche lì volevamo arrivare da tutti, e poi abbiamo fatto una scelta e abbiamo cercato di dare un piccolo contributo a chi era veramente stato danneggiato totalmente dalla crisi, e in questo abbiamo scelto la strada che aveva scelto dei codici Ateco. Il governo aveva chiuso determinate attività con determinati codici Ateco, noi abbiamo dato un contributo a chi quei codici Ateco tendenzialmente li aveva. Ricordo un bando per le associazioni di 100.000 euro. Anche questo mi risulta unico nel suo genere nei comuni della zona. Magari mi sbaglio, ma non voglio dire che noi siamo i più bravi, ma abbiamo pensato anche alle associazioni. Adesso sono arrivate le domande, vediamo se questi soldi sono sufficienti o non sono sufficienti. Quindi abbiamo questo milione, consigliere Gomiero. Certo, adesso abbiamo capito che lo possiamo anche spendere per settori in cui non pensavamo, sappiamo dove possiamo arrivare. Le ricordo però che innanzitutto c'è la possibilità di prorogare, di spenderli anche nel 2021, quindi arrivare a gennaio-febbraio, avere le idee più chiare su due aspetti: minori entrate IRPEF, che a livello nazionale parlano di un 15%, meno 15%, minori entrate IMU. Quindi da parte nostra c'è anche la responsabilità che il bilancio stia in piedi, adesso, a dirla tutta. Quindi cerchiamo di intervenire nei settori più colpiti della città, sociale, e sarà sempre, e leggete anche le notizie che arrivano dalla zona industriale, ok? E queste problematiche, adesso ci sono il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione che aiuta, vediamo, speriamo che si continui, che non succeda, che tutto si risolva per bene. C'è il discorso appunto di queste minori entrate che adesso vediamo di quantificare. Cerchiamo di aiutare i piccoli commercianti, nel piccolo anche un contributo per il Natale, concettualmente legare il San Giacomo alla Valle Appisina, a rendere accogliente e cercare di far spendere i vittoriesi a Vittorio Veneto, è un segnale importante che vogliamo dare, è un piccolo segnale, però se ogni vittoriese al posto di abbiamo fatto un nome di ordinare in rete un qualcosa che gli viene consegnato a casa domani e che costa poco, però chi ha la possibilità potesse entrare in un negozio di Vittorio Veneto e acquistare qualcosa di Vittorio Veneto, senz'altro aiuterebbe tutta la città, e questo è un invito che faccio.
Grazie Vice Sindaco. Ulteriori interventi? Prego Assessore. Facciamo rispondere tu prima. No, io se posso vorrei dare una doverosa risposta a De Antoni, al consigliere De Antoni, che mi ha accusato di scarsa programmazione perché in un anno abbiamo fatto 7 variazioni di bilancio per finanziare opere pubbliche. Questo è l'unico caso in cui posso configurare che lei ha ragione e anche torto. Ha ragione perché 7 variazioni sono troppe. Ha torto perché quando si fa il bilancio bisogna avere la copertura e il bilancio che viene votato a fine anno ha tutti i requisiti di essere votato perché ci sono le coperture. Se poi arrivano ulteriori soldi, le strade sono quelle che hanno più bisogno. Abbiamo 370 km di strade ed è facile che la tensione aumenti per le strade. Poi volevo dire un'altra cosa, no? Che De André diceva, Fabrizio De André, abbiamo quasi la stessa età, e Fabrizio De André diceva che tutti danno buoni consigli quando non possono dare più il cattivo esempio. Partiamo della rotonda via del Carso. Sarebbe stato molto più semplice che negli accordi, no? Poi vedo che Dusva sui giornali dice all'amministrazione come deve spendere i soldi e dove si deve finanziare, ben sapendo che per fare questo bisogna avere un progetto e non vedo come il Comune possa calare un progetto per fare una rotonda che deve fare ANAS, assolutamente no. Per acquistare l'area bisogna avere un progetto di una rotonda e fare gli espropri e realizzare la rotonda. Vedremo. Poi parliamo di rotonde. Dicevo che è facile dare i consigli, però non credo che siete in grado di dare degli esempi. L'amministrazione Tonon non è stata in grado di dare degli esempi sicuramente. In via Ippolito Pinto, incrocio in via Bessana, via Ippolito Pinto, c'era un finanziamento di 470.000 euro della provincia, persi, perché ci hanno impiegato 4 anni per portare a casa le proprietà e giustamente la provincia li ha spostati dove c'era più bisogno, dove occorrevano. Per fortuna che questa amministrazione ha recuperato 200.000 euro e la faremo e sarà nel prossimo piano opere pubbliche. Poi non se ne parla più della rotonda dell'ospedale, voi volevate fare la rotonda dell'ospedale. La rotonda, io lo chiamo la funesta rotonda di Lunghere, per fortuna che è stata cancellata, ma non l'avete realizzata. Però avete concesso la rotonda in via del Consiglio. Per questo avete modificato la viabilità che da alto scorrimento passava a strada interna e avete approvato un progetto che io ho definito irricevibile, visto che avevate approvato una riduzione della pista ciclabile di sotto dei limiti che consentono di definire pista ciclabile. Correggetemi se sbaglio. Nel frattempo, se posso fare un raffronto, l'amministrazione D'Arè e l'amministrazione Scotà ha realizzato 5 rotonde. Ve le elenco? Quinto Corpo d'Armata, Emisfero, rotonda sul Menarè, rotonda all'uscita del casello Vittorio Sud e Monaco. 5 rotonde, pertanto noi non abbiamo paura di fare le rotonde quando vanno fatte. Vedrete che ne faremo ancora. No, fuori tema. Lei ha parlato della rotonda e via del Carso, il tema lo scelgo io poi. Ci mancherebbe altro. Dai, poi avevate parlato anche
avevate accennato alle caserme, ma io preferisco che parli il sindaco delle caserme, quello che è successo con l'amministrazione Toron. Grazie. Grazie Assessore. Altri interventi? Ma soltanto per, scusate, prego, Sindaco. Per rispondere al consigliere De Bastiani, come si fa a calcolare per un buco 18.000-17.900 cos'è euro? Questo va chiesto all'Agenzia del Demanio, perché quello è demaniale e quel prezzo, quel calcolo l'ha fatto l'Agenzia del Demanio, non l'abbiamo mica comprato. Certo che quel compendio che lei conosce molto bene del Papadopoli è tutto in proprietà comunale, salvo quel buco. Quindi per il suo futuro, che speriamo radioso, ma lei capirà che non è nelle possibilità di nessuna amministrazione di Vittorio quella di affrontarlo di petto per metterlo a posto, lei saprà come fare. Io veramente le decine di milioni non saprei come fare a trovarli. Comunque sarebbe mancante di quel cosa, quindi ci siamo fatti fare il prezzo, poi vedremo come fare. No, è un calcolo che quando noi abbiamo chiesto coi concambi intervenuti, no? Dico, quel piccolo valore là, cercate di mettercelo dentro, no? nel concambio. È stato impossibile metterlo dentro assieme perché hanno le loro logiche, mi hanno spiegato che anche con la buona volontà non si può e ci hanno detto comunque costerebbe così. Ecco, questo è il buco. Grazie Sindaco. Altri interventi? Vedo che non ci sono. Prego. Consigliere De Antoni, prego. Scusi, sempre nel primo giro, avevo chiesto al segretario se poteva precisare il contenuto del punto 8 del dispositivo per capire meglio la delibera. Ok, prego segretario. Lei si riferisce al punto 8 del dispositivo, laddove viene previsto che per quanto attiene alle spese per l'acquisizione aree di interesse pubblico, il presente dispositivo viene assunto ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 42,2 lettera L del decreto legislativo del testo unico, demandando alla Giunta Comunale l'assunzione di ogni provvedimento conseguente. Questo punto numero 8 va letto in combinato con il punto 4 precedente, nel quale si stabilisce che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione del DUP 2020-2022. Questa decisione deve essere letta in relazione all'articolo del testo unico citato, cioè l'articolo 42,2 lettera L, il quale stabilisce che gli acquisti, le alienazioni, gli appalti immobiliari, acquisti, alienazioni, appalti, relative permute e concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio vanno decisi dal Consiglio. Per cui, scusi, non ho finito. Questa lettera L va messa in relazione al primo comma dello stesso articolo, il quale stabilisce che il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. Ergo, da tutto questo cosa discende? Che qualora la decisione di acquistare un immobile a livello di indirizzo sia già contenuta in un atto fondamentale del Consiglio, e il DUP lo è, e questa delibera è una modifica del DUP, i successivi provvedimenti saranno assunti dalla Giunta Comunale o dai dirigenti a seconda della natura del provvedimento stesso, che può essere di carattere più o meno gestionale. Questo è un po' il combinato, quindi dicendo nel DUP che acquisto il rifugio antiaereo, il buco, scusate, il rifugio antiaereo, mi sono già creato i presupposti per poter poi assumere i provvedimenti conseguenti in Giunta Comunale. Grazie, segretario. D'accordo, però anche leggendo un po' le carte si dice che
il Consiglio può delegare la Giunta a fare, perché in pratica è una delega alla Giunta di fare gli acquisti, in questo caso sì, perché gli acquisti devono essere ben definiti. A me non risulta che in questa delibera i 3 acquisti siano definiti, no? Sì, prego, ultimo però No, intervento. il fatto che gli acquisti devono essere ben definiti lo sta dicendo lei, ma non è assolutamente così, altrimenti non avrebbe avuto senso citare la natura di indirizzo degli atti di Consiglio Comunale. Qualora io abbia un acquisto previsto in un DUP, non ho assolutamente bisogno che sia frazionata l'area che vado ad acquistare, non ho bisogno che siano determinate le caratteristiche e in questa fase voi avete a disposizione ben 3 elementi caratterizzanti gli acquisti, cioè l'ubicazione, il corrispettivo e la finalità, per quanto riguarda. Beh, io avrei finito. Va bene. Consigliere Dus? Sì, una domanda specifica per l'assessore Fasan. E nei 40.000 euro che lei ha previsto di aumento di spesa per il verde pubblico, ritiene che sarà ipotizzabile riuscire a spendere anche una cifra per tagliare l'erba del parco giochi in Duomo? Oppure i 40.000 euro verranno spesi solo nella parte a nord? No, perché non so se lei è stato recentemente in quel parco giochi, perché è una giungla. Grazie. Grazie consigliere Dus. No, aspettiamo perché dopo sarebbe l'ultimo intervento. Altri interventi? Sì. Consigliere Re. No, non volevo replicare alla consigliere Denardi, volevo solo dire che nel mondo dello spettacolo, tutto il mondo dell'indotto non ha avuto ancora ristori. Era questa la mia. Pensiamo a spettacoli viaggianti, pensiamo alle fiere, pensiamo a tutti i lavoratori autonomi che lavorano e i fornitori, pensiamo la ristorazione ha avuto qualcosa, ma i fornitori non hanno avuto assolutamente nulla, i mercedeperibili e quant'altro, quindi è un mondo ancora non quantificato che speriamo che con l'aiuto anche di questi soldi che probabilmente arriveranno dall'Europa di poter ristorare. Non era assolutamente questo. Per quanto riguarda invece il buco, come diceva il consigliere De Bastiani, è chiaro che noi dobbiamo attenerci a quelle che sono quello che ha stabilito, diciamo, il demanio. È chiaro che poi il demanio arriverà in Consiglio Comunale con le altre proprietà per fare le varianti e là le metteremo in conto anche il buco. Grazie consigliere De Re. Consigliere De Antoni. Dicevo nell'intervento di prima che avevo presentato un emendamento a questa delibera che nella riunione dei capigruppo il Presidente mi ha anticipato verrà respinta. Volevo che lei comunicasse o almeno leggesse l'emendamento che avevo presentato. Può leggerlo lei direttamente? Lo posso leggere io? Sì. Cioè, velocemente salto tutte le premesse. No, può leggerlo tranquillamente. Perché... Lo leggo tutto, perfetto. Presentazione di un emendamento al punto 2 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27/11. I sottoscritti consiglieri comunali Giulio De Antoni e Marco Dus, vista la proposta 40/2020 dell'Ufficio Bilancio Economato Partecipate relativo al punto 2 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale 27/11/2020, avente ad oggetto bilancio di previsione 2020, nonna variazione con applicazione dell'avanzo di amministrazione, visto l'articolo 53 del regolamento nelle sedute, visto l'articolo 8 del regolamento di contabilità, presentano un emendamento volto a stanziare un adeguato finanziamento che possa consentire con l'acquisto del terreno l'avvio della realizzazione di una rotonda all'incrocio di via Carso con via Vittorio Emanuele II. A tal fine chiedono di apportare nelle premesse della proposta di deliberazione di cui è l'oggetto le seguenti variazioni. A pagina 3, spese parte capitale, aumentare tale importo da 177.843 a 327.843, con l'inserimento del seguente ulteriore intervento: spesa per acquisizione area per la realizzazione rotonda tra via Carso e via Vittorio Emanuele, euro 150.000. A pagina 4, al comma considerato
che si rende necessario applicare, tenuto conto di quanto sopra riportato, una quota di avanzo destinata a spese di investimento di euro 258.000 anziché 108.000, quindi aumentando di 150.000, modificando di conseguente la tabella successiva. Chiedono infine di modificare conseguentemente la tabella di cui al punto 2 del dispositivo della proposta di deliberazione. In sostanza chiedo che, visto che c'è ancora disponibilità nell'avanzo di amministrazione di oltre 1 milione di euro per quanto riguarda interventi in conto capitale, chiedo che 150.000 euro di questo milione vengano messi da subito, e lo possiamo fare solo adesso perché poi comunque a dicembre non potremo fare nessuna variazione, di metterli subito per l'acquisto del terreno dove potrà poi essere realizzata la rotonda. E di questo argomento se ne è parlato tante volte, quindi non è che ci inventiamo oggi, consigliere Fasan, questa cosa, lo abbiamo detto tante volte. L'altra volta il sindaco ha detto che non c'erano soldi per fare questo tipo di intervento e che l'ANAS non poteva realizzare un intervento su un terreno che non fosse suo. Noi adesso possiamo fare come è stato fatto per il parcheggio del cimitero, possiamo acquistare l'area e possiamo metterla a disposizione dell'ANAS per realizzare la rotonda, secondo le indicazioni tecniche che verranno presentate. Grazie, consigliere De Antoni. Allora, come le ho spiegato prima, come ho spiegato all'interno della riunione di capigruppo, l'emendamento che comunque ho fatto leggere non possiamo riceverlo, accettarlo, perché è stato presentato, diciamo, con i giorni non sufficienti da regolamento. Però, insomma, l'avete letto e quindi ecco, l'avete enunciato. Però, va bene, però posso fare una precisazione? Sì, prego, il tempo ce l'ha, per cui... Sotto l'aspetto formale avete pienamente ragione. Ha ancora 2 minuti, può parlare ancora 2 minuti. Ma non posso neanche, ma non so, vabbè. Io non nego che l'emendamento sia stato presentato in ritardo, ma credo che il termine di 3 giorni non sia un termine perentorio, è un termine ordinatorio per consentire agli uffici di istruire la pratica. Su questo emendamento i pareri richiesti potevano essere dati in pochi minuti, sia dall'ufficio che dal collegio dei revisori. Piuttosto mi sembra che non si voglia politicamente affrontare il problema dell'uscita del traforo. Nello scorso Consiglio, come abbiamo già detto, è stato dichiarato che non ci sono i soldi per realizzare la rotonda. Invece i soldi ci sono e potrebbero essere utilizzati. Noi, io personalmente, più volte, diciamo, negli interventi che ho fatto, non mi sono mai soffermato sugli aspetti formali e ho sempre badato alla sostanza. Mi viene in mente quando abbiamo approvato il primo stralcio di un progetto di un'opera da realizzare in zona industriale senza che ci fosse il progetto generale, come tassativamente previsto dalla legge, oppure quando abbiamo solo segnalato, senza insistere troppo, l'illegittimità di un intervento fuori dal territorio comunale dalla propria società in house. E io sono davvero dispiaciuto per questo mancato recepimento del mio emendamento e di DUS, rifacendosi ad una previsione del regolamento. Richiamandomi al regolamento, segnalo che le trascrizioni integrali dei consigli comunali del 19 e 20 ottobre sono state pubblicate il 18 novembre, cioè 30 giorni dopo la data in cui si è tenuto il Consiglio. L'articolo 65 del regolamento del Consiglio Comunale, al secondo comma, prevede che tutti gli interventi dei consiglieri, ad eccezione di quelli fuori microfono, vengano registrati e successivamente trascritti da personale o ditte esterne incaricate entro il termine di 10 giorni. Nei 5 giorni successivi la trascrizione integrale viene inserita per 15 giorni nell'apposita area del sito istituzionale riservata ai consiglieri comunali, dandone notizia agli stessi a mezzo di posta elettronica. Allora, il Ancora 10 secondi. Questo e non lo rispettiamo. Il regolamento prevede che debba presentare un emendamento 3 giorni prima e me lo si respinge. Va bene. Mi sembra che sia un modo non corretto di trattare i consiglieri comunali. La ringrazio, consigliere. Io prendo nota delle cose che lei ha detto e andrò a verificare e a sollecitare anche tramite gli uffici comunali, perché questo è compito della burocrazia, però mi prendo carico come parte, diciamo, Presidente del Consiglio Comunale, di sollecitare la burocrazia che ottemperi alle regole del regolamento, in sostanza. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Dus. Sì, ma francamente dispiace che capisco la motivazione a rigor di legge che l'emendamento sia stato respinto. Ritorno però su una questione che dal nostro punto di vista è centrale e quindi centrale non solo come tema di dibattito politico, ma per tentare di dare una soluzione e di fare delle proposte concrete per la città. Visto che di soldi qui ne stanno girando molti e l'abbiamo visto nelle varie variazioni, spenderemo giustamente molti soldi anche ad esempio per iniziative legate al Natale, 30.000 euro. Credo che investire in delle opere che potrebbero portare a delle soluzioni che rimarrebbero perenni, soluzioni perenni per la città, sia un'operazione lungimirante. Mi pare di capire che non se ne vuole neppure parlare di questo e francamente questo dispiace. Forse ritenete che noi consiglieri siamo insistenti su questo tema, perché francamente lo ritengo, ripeto, un tema centrale per la città, questo più di altri. Poi ognuno si sceglie le proprie battaglie da combattere e le porta avanti. Per noi, ripeto, questo è un tema assolutamente centrale. Grazie consigliere Dus. Consigliere De Nardi. Grazie Presidente. Volevo tornare un attimo sulla questione del rifugio antiaereo, perché alla fine della fiera non ho capito, c'è l'effettiva volontà di acquisirlo o no? Perché abbiamo detto non l'abbiamo comprato, sì è evidente perché sennò non approveremo sta deriva. Poi vediamo con l'Agenzia delle Entrate, poi non vediamo, poi qual è, era per capire, c'è, quindi lei mi conferma l'effettiva volontà di acquisirlo? Grazie. Grazie consigliere De Nardi. Mi sembra che il sindaco volesse dire qualcosa. Prego. Sì, per questa storia dei 150.000 veloci da comprare il terreno. Allora, guardi, se vuole che sia sincero, completamente sincero, le dirò che dopo un secondo che ho visto le carte, tutti noi ci siamo resi conto che il problema era quello. Il principale perlomeno era quello. Sì, e subito dopo le assicuro che quel terreno necessario per poter fare una rotonda che si possa chiamare tale, siamo andati anche a trattarlo, quindi non è che non ce ne siamo accorti, le dico, dopo un secondo avevamo visto che quello era il problema. Dico invece che quando si decise di uscire in via del Carso e si portò a compimento l'opera, quella era la sede per costringere ANAS a spendere i suoi soldi per rimediare. Non adesso. Adesso ANAS dice: io in questo preciso momento non ho la possibilità di fare investimenti, spese, interventi su sedimi non miei, quindi se noi facciamo anche le corse per comprarlo, i sedimi non sono comunque di ANAS. Non c'è nessuna fretta, guardi consigliere, mi creda, lei ha già visto che siamo riusciti a mettere a posto un po' di robe, no? Ci lasci andare avanti, vedrà che mettiamo a posto anche questa. Grazie Sindaco. Altri interventi? Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie. Non è cambiata la normativa per l'ANAS, come non possono adesso, non potevano neanche allora. Se non potevano allora, non possono adesso, se avessero potuto allora, potrebbero anche adesso. La normativa non è cambiata per nulla. Quindi cerchiamo di essere corretti almeno nelle affermazioni. Perché? Perché non è così, Sindaco, è così. Guardi, è esattamente come quando l'altra volta lei, perché a questo punto devo dirgli, ha detto io non sono un tecnico, non so leggere. Quando parlavamo del passaggio per l'autobar dalla rotonda Costruenda vicino per l'uscita, per l'accesso sud del traforo, nell'attuale parcheggio di Sant'Andrea, ok? Lei ha detto io non sono un tecnico, non so leggere. Non serve leggere la pianta perché è scritto
negli allegati al progetto è scritto in italiano che viene previsto un percorso riservato per l'autobar per accedere al sagrato della chiesa. Quindi non serve essere tecnici, basta saper leggere in italiano. Seconda elementare, tutti lo sanno leggere, punto. Per cui cerchiamo di essere corretti in queste cose. Guardi, la sfido, se non è così, a portarlo qui la prossima volta per vedere se non è scritto. Il progetto è anche quello che c'è scritto. Siccome lo conosco perché l'ho già chiesto, è scritto così, punto. E voglio proprio vedere se lei riesce a dimostrare che non è così. Perché bisogna essere molto, ritengo io, critici. Scusi, allora l'assessore decide il tema. Io sto spiegando e non posso. Lei mi dice qual è il tema. Prego, non fate grazie, molto botti gentile. a risposta, fermi. È questione di correttezza, anche questa è questione di correttezza che c'è o non c'è. Continui. E infatti sto continuando. Sì. Perché sennò botti a risposta. Cerco di spiegare, perché sennò sembra a chi potrebbe essere all'ascolto che le cose sono come vengono raccontate. Bisogna vedere se quello che viene raccontato è esattamente com'è. Bisogna vedere, per esempio, anche che se quello che afferma l'assessore Fasan è tutto così. La rotonda su via Podgora non l'ha fatta il Comune di Vittorio Veneto, punto. La rotonda vicino all'autostrada non l'ha fatta il Comune di Vittorio Veneto, punto. Chiaro? L'ha fatta la provincia, l'ha fatta la provincia. L'ha fatta in accordo con la provincia. Assessore, l'ha fatto il Comune per di Vittorio Veneto. Continui a... Inutile continuare a menare il can per l'aia, assessore. Se sa le cose dica come sono, se no taccia anche lei. Non dica stupidaggini, per cortesia, perché ha detto... Assessore ha un altro intervento, adesso scusate un attimo. Scusate, silenzio per favore. Allora, Assessore, lei ha un altro intervento, prenda nota, quando finisce il consigliere Tonon risponde. Poi quando si dice se cose fatte o non fatte, dipende anche dalle risorse. Io non mi stancherò mai di dire che quando è arrivato, ad eccezione del sindaco D'Arè, questo gliene do atto, quando è arrivata l'amministrazione Scottà ha riempito la città di tasse, è inutile dir di no, addizionale IRPEF, addizionale energia elettrica, ha aumentato l'ICI, allora si chiamava ICI e così via, prelevando in 10 anni, erano in lire, allora se non ricordo male, circa 5 miliardi dalle farmacie, l'attuale Vittorio Veneto Servizi. Tutto legittimo, tutto legittimo, ma c'erano le risorse per fare. L'amministrazione D'Arè non ha aumentato la tassazione, l'amministrazione Tonon nemmeno, giusto, Assessore? No, perché i primi 3 anni non poteva, gli ultimi 2 non ha voluto. Domanda, l'amministrazione Tonon ha aumentato le tasse, l'unica tassa che ha messo è la tassa di soggiorno, che notoriamente non pagano i vittoriesi, pagano i foresti, fra virgolette. Dopodiché l'amministrazione Miato è arrivata, ha aumentato l'IMU subito, 1.600.000 euro. Allora, non diciamo che non ci sono i soldi, non diciamo che non ci sono le risorse, con 1.600.000 se fa un sac de rotonde, no una. Visto che il sindaco nell'ultima seduta ha detto che si fanno con 400-500.000 euro. Quindi, lasciamo finire il consigliere Tonon. 500.000, 3 rotonde l'anno, punto. Quindi cerchiamo anche in questo senso di riconoscere, contestare tutto quello che si vuole di quello che è stato fatto, ma non dire cose non vere, per cortesia, questo no. Questo credo non solo non è accettabile, non è corretto nei confronti dei cittadini, punto. Allora, grazie consigliere. Vorrei ricordare a tutti i consiglieri che gli interventi in consiglio comunale sono degli interventi che si fanno in modo continuato, non esistono botta e risposta, no? E quindi cercare di evitare di interrompere i consiglieri, il consigliere va avanti, se c'è qualcosa che non funziona si prende nota e poi si risponde. Ecco, se il consigliere accenna a chiedere di botta e risposta non si risponde e si risponde dopo. Grazie. Altri interventi? De Bastiani, prego. No, solo una considerazione, perché proprio oggi sentivo al telegiornale le minoranze in Parlamento che accusavano la maggioranza di essere chiusa in se stessa. Mi sembra che qua stasera stiamo vivendo un po' la stessa situazione di fronte a dei legittimi e sensate
proposte, in questo caso dei consiglieri De Antoni e Dus, mi sembra che la maggioranza risponda alzando barricate e chiudendosi in se stessa. Questo è tra l'altro un motivo che rilevo non solo in questa serata, ma fin dall'inizio di questa legislatura mi sembra che più volte ci siamo posti in una posizione di collaborazione e di proposte appunto collaborative, ma registro sempre appunto una chiusura da parte della maggioranza. Grazie consigliere De Bastiani. Prego assessore Fasano. Velocissimamente, caro consigliere Tonon, lei conferma le cose che dico io a voce alta. Io dico che l'amministrazione da Re ha realizzato quelle rotonde facendo accordo di programmi con la provincia e con la regione, e lei poteva fare gli accordi con ANAS che non è riuscito a fare, solo per quello sa, ma sta di fatto che 5 rotonde sono state realizzate. Bravo l'ex sindaco, il sindaco da Re, che è riuscito a convincere la regione e la provincia a fare quelle 3 rotonde che lei ha menzionato. Poi volevo rispondere a Dus. Sì, con quei soldi taglieremo anche l'erba, il parco della Foscolo. Sa perché? Perché noi abbiamo a cuore quel parco. Sì, abbiamo a cuore, ma glielo spiego anche perché. Ci sono dei problemi che abbiamo ereditato, però abbiamo già speso 35.000 euro per migliorarlo, no? E ne spenderemo altri 15 per mettere 2 giochi, uno anche dedicato ai giovani con difficoltà. Pertanto noi, oltre a quello che avete fatto noi, spenderemo altri 50.000. Il vero problema, manca l'entrata per arrivarci. Bisogna entrare attraverso la scuola. Solo quello. Ho cercato in tutti i modi di riuscire a ovviare a questo inconveniente. Faremo buon viso, cattivo gioco, lasceremo l'entrata dove l'avete lasciata voi. Solo così, solo per questo sa. Ma comunque, se va a vederlo vedrà che è molto migliorato. È un po' l'erba un po' alta, ma cosa vuoi? Non è nemmeno frequentato al momento. Però vedrai che magari a presto lo apriremo. Bene. Va bene? Grazie assessore. Mi sembra che altri interventi? Altri? Basta. Bene. Allora, esaurita la trattazione, passiamo alla dichiarazione del voto. Dichiarazioni del voto ci sono? Non ci sono dichiarazioni di voto. Allora, passiamo alla votazione. Allora, favorevoli? 11. Contrari? 6. Astenuti? Allora, la delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 6, astenuti 0. Passiamo alla immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Sempre 11. Contrari? 6. Astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo alla successiva. La successiva delibera, oggetto bilancio consolidato 2019, approvazione. Chiedo all'assessore, al vice sindaco Posocco di illustrare la delibera. Eccomi qua. Allora, nell'ambito del quadro normativo si richiede che venga individuato alla data del 31 dicembre dell'esercizio del bilancio consolidato il gruppo di amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento. Allora si parte dalla mappatura degli enti strumentali e società partecipate del Comune di Vittorio Veneto, e sono queste, sono 22.
Da questo elenco di 22 società, secondo la normativa non fanno parte del gruppo amministrazione pubblica e quindi del perimetro di consolidamento le società non a totale partecipazione pubblica, società non affidatarie di servizi pubblici locali, ci sono società che non sono da considerarsi come enti strumentali e quindi da una ricognizione ai fini di identificazione del gruppo amministrazione pubblica del perimetro di consolidamento rimangono, diciamo, il gruppo amministrazione pubblica viene formato dal Consorzio per i servizi di igiene e territorio, il CIT, l'Istituto Cesana Malanotti, Piave Servizi e Vittorio Veneto Servizi SRL. Il perimetro di consolidamento è dato a queste 4 società. Nel CIT è un ente strumentale partecipato in cui la quota di partecipazione del comune è del 9,4%. L'Istituto Cesana Malanotti è un ente strumentale controllato in quanto il comune nomina il CDA. La Piave Servizi è una società partecipata al 6,042%. La Vittorio Veneto Servizi è la società controllata totalmente dal comune. E quindi andiamo a consolidare queste 4 società. Grazie Vice Sindaco, apriamo la discussione. Consigliere Dus, prego. Sì, colgo l'occasione di questa delibera ne approfitto per chiedere, non so se dopo devo farlo anche formalmente, a lei Presidente, se è possibile invitare i presidenti delle società a cui noi adesso approviamo fondamentalmente il bilancio. Questo perché con alcune, facciamo nomi e cognomi, con l'IPAB Cesana Malanotti, fino a pochi mesi fa c'erano stati, quantomeno sui giornali, dei duri scontri tra le amministrazioni e tra le 2 amministrazioni fondamentalmente, e poi non se ne è saputo più nulla. Sarebbe, credo, interessante per tutti sapere, non solo del Cesana, ma anche delle altre società, quelle delle farmacie l'abbiamo incontrato spesso, sapere quali sono i progetti, come stanno gestendo le società e quindi magari non so se sia possibile appunto fare un invito a questi presidenti per capire come gestiscono le società e magari presentarci loro i bilanci, perché francamente leggendo il bilancio che è agli atti io ammetto la mia ignoranza, veramente non riesco ad orientarmi e quindi faccio anche fatica a dare un'interpretazione. Magari se chi gestisce, chi dirige le varie aziende può invece presentarci qual è la sua visione e di dove vuole portare le varie società, credo che magari potrebbe essere un aiuto per tutti. Grazie. Sì, io raccolgo il suo invito, magari ne discuteremo internamente o anche in commissione, poi vediamo insomma quello che si può fare, volentieri. Grazie. Consigliere De Antoni, prego. In Commissione abbiamo parlato a lungo di questo argomento, arrivando alla conclusione che è un documento che si deve fare, ma che non serve a niente in sostanza, no? Perché come è stato detto anche dalla dirigente, dalla responsabile del servizio, abbiamo anche riportato a verbale, c'è proprio difficoltà a capire questo tipo di contabilità, ma dipende dal fatto che il bilancio del comune, che è un bilancio finanziario, viene riportato con certi escamotage, viene riportato in un bilancio economico e ci sono delle voci che non sono omogenee con le stesse voci di un bilancio fatto dalle SPA o nel caso della SRL del comune. Quindi è difficile capire che cosa serve, anzi mi sento di dire senza paura che non serve a niente, si deve fare e pazienza. Io ho letto con attenzione anche le 17 pagine del Collegio dei Revisori, che ripetono una serie di norme e di tabelle che sono state fatte dagli uffici, ma non entrano nel merito per spiegare almeno come mai nel bilancio consolidato del 2018 avevamo una perdita, un risultato dell'esercizio
negativo per 4.724.000 erotti e nel 2019 abbiamo un risultato dell'esercizio positivo per 510.000 euro erotti. Andando a leggere, adesso magari se poi la dottoressa Levassore ci aiuta, ci sono le voci che hanno determinato questa situazione in sostanza, no? Dipende molto da questi, c'è una differenza notevole per quanto riguarda i proventi finanziari che sono calati da 246.000 euro a 90.000 euro, e questo sarebbe stato un caso negativo. Ci sono gli interventi, ci sono invece nella parte delle proventi ordinari e straordinari ci sono delle voci che cambiano in maniera notevole e che non si evincono dalla lettura del bilancio, non si capisce perché queste cose succedono e quindi alla fine c'è questa differenza che comporta questo passaggio da questa perdita di 4 milioni e rotti e 700.000 euro a un utile di 510. Ma che cosa abbiamo fatto per ottenere questo? Siamo stati così bravi, abbiamo ridotto il magazzino, abbiamo aumentato il fatturato, abbiamo ridotto i costi. Non c'è niente, non si riesce a trovare niente nei documenti e quindi in qualche modo sarebbe opportuno, almeno per il prossimo anno, che questo documento venisse accompagnato da una relazione delle persone che sono più esperte di noi per spiegarci che alla fine con questo bilancio economico consolidato otteniamo dei risultati in termini di efficienza operativa, di capacità di meglio gestire le risorse, eccetera. Se la dottoressa Levassore ci indica quelle 4 voci in cui ci sono state quelle differenze così sostanziali che hanno portato poi a questa differenza sul risultato dell'esercizio, mi farebbe una cortesia. Grazie, consigliere. Consigliere Tonon. Grazie Presidente. Alla richiesta del consigliere Dus affiancherei anche la mia per quanto riguarda la presenza dei revisori del conto, perché per le variazioni capisco, non è che possiamo chiamarli a ogni seduta, però penso che per il bilancio consolidato non sarebbe inopportuna, visto che non è una cosa scontata, perché è solo da qualche anno che è un provvedimento che viene obbligatoriamente, mi pare per i comuni sopra i 5.000, se non ricordo male, che è obbligatorio, e viste anche le difficoltà elencate dal collega De Antoni, credo che non sarebbe cosa disdicevole se uno dei 3 revisori potesse farsi presente e rispondere, diciamo, anche alle legittime domande del Consiglio. Io ne ho 2 di carattere, oltre a quella che abbiamo appunto sottolineato in commissione, già ricordata dal collega De Antoni. Per quanto riguarda i principi contabili, il 4/4 del decreto legislativo 118 del 2011, il testo, il decreto in base al quale in sostanza si parla della contabilità degli enti locali, se sono previsti i bilanci, ovviamente dei vari enti o società che siano, comprensivi di nota, ovviamente nota integrativa, presenti. Mi spiego perché io non ho trovato i bilanci, non erano né nella cartella né sul sito, almeno io non li ho trovati, allora chiedevo se devono o meno, perché qui c'è il riassunto, ma di fatto i bilanci io almeno non li ho visti, salvo che non mi siano sfuggiti. La seconda domanda era un chiarimento per quanto riguarda invece proprio, perché pensavo francamente che il vice sindaco lo dicesse all'inizio, cioè qual è la ratio del consolidato, perché ricordo che quando è stato istituito durante la scorsa consigliatura si è cercato di illustrare le motivazioni per cui quasi improvvisamente
come dire, a fianco del bilancio del comune venivano legati altri bilanci di società magari che non appartenevano. Mi ricordo che a suo tempo si era discusso perché il Cesana dentro, perché il Cesana fuori rispetto a altri comuni in cui Fenzi dentro, Fenzi fuori, perché è diverso rispetto a noi. Se potessi anche spiegare, perché è vero che è illeggibile e così com'è quasi inutile, però secondo me ha una prospettiva il consolidato. Non credo che il legislatore, chiunque esso sia, visto che viene ribadito, sia così scriteriato da far fare un lavoro totalmente inutile. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Non vedo interventi, quindi dottoressa Elvassore deve... Allora lascio la parola alla dottoressa Elvassore, che è la responsabile della ragioneria. Prego. Sì, buonasera. Per quanto riguarda la richiesta del consigliere De Antoni, faccio presente che nella parte che riguarda i proventi e gli oneri straordinari, dove si evidenzia lo scostamento più significativo tra il bilancio 2018 e il bilancio 2019, questa voce, se va a vedere lo schema pagina 19 dell'allegato D, la troviamo solamente per la parte del bilancio del comune. Non è una voce prevista per i bilanci delle altre società o degli enti strumentali. Questo discorso è riconducibile al fatto che diceva lei che la contabilità finanziaria dell'ente è una contabilità diversa dalla contabilità economico-patrimoniale e per riconciliare i dati con le contabilità delle altre società si devono fare delle scritture di rettifica. In queste scritture in particolare rientra la voce sopravvenienze attive e insussistenze del passivo, che da un anno all'altro passano da 1.900.000 euro del 2018 a 2.985.000 euro del 2019. In gran parte è l'effetto dell'iscrizione della riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 2.332.000 euro, che è stato effettuato nel bilancio dell'ente nell'anno 2019. Questo ha portato un beneficio, chiaramente solamente come posta virtuale di fatto, quindi non è una posta, infatti non è una posta della gestione caratteristica della parte economica, e pertanto già questo fa sì che il risultato d'esercizio sia positivo per 1.900.000 euro. Poi troviamo invece nella parte degli oneri straordinari, quindi stiamo parlando di voci negative, 2.900.000 euro nel 2018 che nel 2019 non ci sono e riguardano la minusvalenza patrimoniale dovuta alla dismissione dell'ATM servizi nel 2018. Anche lì avevamo contabilizzato quella minusvalenza dovuta alla differenza tra la liquidazione della società e l'iscrizione al patrimonio che invece il Comune aveva. Quindi sommando questi due valori, 1,9 milioni, quindi quasi 2 milioni più i 2,9 milioni, arriviamo alla differenza di grosso modo di 5 milioni e 2, che è poi la differenza sul risultato d'esercizio.
Certo, questo incide nella parte quindi straordinaria. Se invece rimaniamo nella differenza tra i componenti positivi e negativi della gestione caratteristica del bilancio, più o meno si equivalgono tra un anno e l'altro. Poi in più tra il 18 e il 19 abbiamo consolidato le medesime società, perché effettivamente uno dei problemi riguarda anche il fatto che non tutti gli anni, proprio perché variano i parametri di riferimento, non tutti gli anni entrano nel gruppo amministrazione pubblica, nel perimetro di consolidamento, i medesimi enti o le medesime società. Per quanto chiedeva il consigliere Tonon, i bilanci non sono obbligatori, costituiscono un allegato obbligatorio al bilancio di previsione dell'ente e quindi dobbiamo o comunicare i siti internet delle società o depositare i bilanci, invece per quanto non vengono depositati. Vengono comunque nei vari siti delle varie società, vengono pubblicizzati, però non sono allegati a questo provvedimento. Il discorso della ratio del consolidato è espressa a pagina 4 sempre dell'allegato D e della nota integrativa. Al di là del fatto che si cerca quindi di individuare l'attività svolta dall'ente nella sua complessità e quindi intesa non solo come attività dell'ente propria, ma anche attraverso le articolazioni delle proprie società, degli enti strumentali e degli eventuali altri consorzi. E questo soprattutto al fine di ottenere una visione completa sia della propria consistenza patrimoniale, sia quindi degli altri organismi in modo tale poi da recepire sia la parte patrimoniale che economica, qualora questa potesse incidere in qualche modo poi nei bilanci e nell'attività dell'ente. Grazie dottoressa. Altri interventi? Sembra che nessuno sia prenotato. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Qualche dichiarazione di voto? Ok, passiamo alla votazione. Allora, per la delibera in oggetto del bilancio consolidato, favorevoli? 11. Contrari? 0. Astenuti? 6. Allora, la delibera approvata con 11 favorevoli, contrari 0, astenuti 6. Passiamo all'immediata eseguibilità. Aspettate un attimo. Immediatamente eseguibile? Favorevoli? 11. Contrari? 0, astenuti 6. Scusate un attimo, prima di andare via, il sindaco mi ha chiesto di fare una brevissima comunicazione prima di lasciarvi. Prego. Sì, una brevissima, nel senso che novembre sta finendo. I dati sono stati raccolti, intendo quelli della circolazione stradale sono stati raccolti. Fortunatamente i dati che avevamo già accumulato noi sono sposabili perché nella stessa forma informatica sono stati raccolti e quindi sono utilizzabili anche quelli, e quindi con la settimana entrante avremo anche le risultanze, speriamo più scenari fra i quali scegliere. Sì, il sindaco intendeva via Oberdan. Con il punto critico via Oberdan, ma che è un po' più... Bene.
Allora, grazie a tutti, buonasera e buonanotte.